Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi abbiamo ospiti in studio Barbara Odorico e Marino Andolina, quindi se volete dialogare con i nostri ospiti potete farlo chiamandoci in diretta attraverso il telefono oppure scrivendoci una mail. Abbiamo naturalmente anche la nostra rassegna stampa e quindi partiamo subito con le previsioni del tempo. Andiamo a vedere il sito dell'Osmeralpa regionale per questa giornata di giovedì 4 aprile. La situazione generale: giovedì sulla regione fluiranno in quota correnti occidentali e nel pomeriggio passerà un modesto fronte sulle Alpi. Da venerdì si estenderà l'anticiclone d'origine africana con aria decisamente calda per il periodo, soprattutto in quota, mentre nei bassi strati ristagneranno masse d'aria piuttosto umide. Quindi per oggi giovedì 4 aprile cielo in genere variabile, sull'alta pianura e sulla zona montana sarà probabile maggiore nuvolosità con la possibilità di qualche debole pioggia e forse anche di qualche rovescio sulle prealpi. Sulla costa in quota soffierà vento moderato in prevalenza da sud-ovest. Per domani, venerdì 5 aprile, cielo in genere variabile sull'alta pianura e sulla zona montana, cielo nuvoloso con la possibilità di qualche locale debole pioggia sulle prealpi Giulie. Sulla costa vento moderato in prevalenza da sud-ovest. Ancora uno sguardo a sabato, al fine settimana, cielo in genere poco nuvoloso, sarà possibile comunque il ristagno di nubi basse dalla costa alle prealpi con cielo variabile, più soleggiato invece sui monti in quota. Venti a regime di brezza, temperature in aumento, specie in quota dove probabilmente saranno eccezionalmente elevate per il periodo. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, a cominciare dal Piccolo di Trieste, poi vedremo anche l'edizione di Gorizia Monfalcone. Allora, in primo piano l'impennata degli affitti a Trieste in 2 anni, più 16%, rincari medi del 5% in regione, il record del capoluogo. E poi le associazioni dei consumatori dicono vanno trovati gli strumenti per proteggere le fasce deboli, i balzelli sono continui, così iniziamo a non farcela, sono le testimonianze di alcune persone che vivono in affitto. E c'è un esempio: contratto 3 anni fa, 360 euro mensili, a ridosso del rinnovo, sorpresa, stessa stanza, 80 euro in più le bollette, non posso più permettermelo, dice la persona intervistata. Piazza Unità è da rifare, in primo piano sul Piccolo, le pietre da tempo si stanno sgretolando, già nel 22 progetto inserito nel piano delle opere di Piazza Masegni di Portovecchio al centro, Arenaria di Muggia ai lati, ma servono 5 milioni. Quindi Piazza Unità d'Italia è un malato che di anno in anno vede peggiorare le sue condizioni di salute, pietre sgretolate, buchi sistemati alla meno peggio, rattoppi. Il sindaco Roberto Di Piazza torna alla carica: entro la fine del mandato vorrei regalare ai triestini una piazza rimessa a nuovo, sistemata finalmente come Dio comanda. Ancora dopo le piogge, Piazza Foraggi, tornano le infiltrazioni, la galleria però resta aperta, assicura l'amministrazione. Ruspe al via, abbattuto il rudere dell'ex Pavan, la struttura storica di San Giacomo, l'abbiamo raccontato in diretta ieri mattina. Le ruspe hanno iniziato dal primo mattino ad abbattere il rudere, sono crollate le ultime speranze di salvare una struttura del 1835, l'ex Pavan di via Frausin a San Giacomo, in passato dimora privata e poi osteria, e ancora bocciofila per gli anziani del rione, quindi area ricreativa fino ai giorni nostri. Quelli del comitato Insieme San Giacomo hanno tentato di salvarlo in ogni modo, ne nascerà una palestra per ragazzi. Andiamo a vedere anche la giornata terribile di ieri sul raccordo autostradale. Camion rovescia il carico, coda di 14 km sul raccordo. Nemmeno l'esodo estivo di Ferragosto fa code del genere. Un tir che si ribalta di primo mattino blocca il traffico per buona parte delle giornate e causa oltre 14 km di coda. Poi ancora, nel nome di Sveva, un ambulatorio medico a misura di bambino. Poi ancora addio a Marco Felluga, signore del vino, che difese il Toccai. Per quanto riguarda le elezioni europee, Lega, Vannacci capolista a nord-est, lui ci ragiono. Per il calcio di Serie C, Triestina un pareggio di valore. I tifosi sognavano il quinto successo consecutivo, la Triestina ci è andata anche vicina, ma è finita con risultato 1-1 con l'Atalanta Baby, così viene definita l'Under 23 dei bergamaschi. Allora andiamo a vedere altre
altre prime pagine in edicola quest'oggi, per poi tornare sulla pagina del quotidiano Il Piccolo. Diamo un'occhiata a qualche prima pagina come quella del Corriere della Sera, ad esempio Salvini respinta la sfiducia, Schlein vede il padre di Salis e chiude alla candidatura, non è in campo. La Camera boccia la mozione delle opposizioni, oggi il voto su Santanchè, par condicio un caso le nuove regole. Poi ancora la maggioranza compatta, ministri e Matteo assenti, il racconto, la giornata in aula. L'appello degli scienziati, sanità pubblica a rischio, i fondi, le cure per tutti. Dal Nobel Parisi a Mantovani, l'appello degli scienziati per dare più risorse alla sanità pubblica in crisi. Lo vedremo anche in altri quotidiani. Poi ancora il dopo Bonomi, Confindustria, Garrone si ritira, Orsini a un passo dalla presidenza. Poi ancora la crisi, le accuse a Netanyahu, Gaza, l'ira di Biden per i volontari uccisi, civili non tutelati. Noi, la ricerca Israele, la scelta di dialogare, invece l'intervista alla rettrice dell'Università Bicocca di Milano. Poi ancora mega terremoto a Taiwan, terrore nei palazzi inclinati, vediamo un'immagine impressionante, sisma di magnitudo 7,4, almeno 9 morti, decine di dispersi, è successo a Taiwan. Andiamo a vedere altri quotidiani e poi torniamo sul Piccolo, come vi dicevo. Allora, La Stampa, allarme di Nobel e scienziati, il governo uccide la sanità, come abbiamo già visto, il bando del Piemonte per i gettonisti nella Guardia Medica, 720 euro a turno. Da Parisi a Mantovani stiamo tornando indietro, servono standard europei. La coesione sociale mai stata così a rischio, il commento di Chiara Saraceno. Non si tratta di un rischio più o meno imminente, la sanità a pagamento ormai è diventata un fatto reale. Alla politica, Salvini Santanchè respinta la sfiducia, poi ancora Schlein chiude a Salis, non sarà candidata, tra privato e pubblico Matteo ha due facce. Se l'onda pacifista non sposta il voto dell'Unione Europea. Poi ancora l'arma della fame, la strategia di Israele per piegare le resistenze di Hamas. Quei ragazzi in trincea, da trincea in guerra già a 25 anni, questa è la guerra invece in Ucraina. La geopolitica, la NATO, gli aiuti a Kiev diventino obbligatori. Questi alcuni dei titoli che troviamo appunto sulla Stampa. Ancora, se Francesco sceglie dichiarazioni irrituali per dare alla Chiesa un volto più umano, l'analisi della comunicazione del Papa. E poi l'economia, DEF, allarme debito, il piano di Giorgetti, scoppia l'affaire Team, stangata sui conti. Diamo uno sguardo a Libero, io con l'Ucraina per guidare l'Unione Europea, la Lega c'è. Intervista a Matteo Salvini, il ministro, chi mi attacca ha conosciuto Putin meglio di me, non mi sento di destra, con Meloni ci siamo conosciuti stando al governo, pronto un nuovo libro. Poi ancora liste PD, Elli imbarca di tutto, ma perfino Salis dice no. I nomi per l'Unione Europea, Tarquinio, Berizzi, Annunziata e Zacchi. Boschi e la stretta sui giornalisti in TV fanno politica, la proposta di Italia Viva. Andiamo ancora avanti con la Repubblica, anche qui sanità a rischio crack, l'appello di scienziati e Nobel, da Parisi a Locatelli una raccolta di firme per sostenere il settore pubblico nel 2025, calo record del 6,2% del PIL, Italia fanalino di coda in Europa, Mantovani di Humanitas, per i cittadini la priorità sia guarire e non avere l'assicurazione. Letta sull'Unione Europea, il mercato unico è l'antidoto al declino sovranista. La politica, Salis candidatura in bilico, la famiglia frena il PD. Poi Israele, Gantz chiede elezioni anticipate, no del Likud. Netanyahu e la svolta del mea culpa e ancora i nostri volontari morti a Gaza per sfidare la fame. Ancora accusa di sessismo, messa al bando la foto di Playboy
Playboy che ispirò le immagini digitali JPEG. Playboy, la modella Elena Forsen sulla rivista del 72. Ancora Confindustria, Garrone si ritira dalla corsa, strada spianata per Orsini. Vediamo ancora dunque la stampa l'abbiamo già vista, volevo farvi vedere ancora qualche notizia sui siti di Trieste. Animalisti alla messa di Pasqua, richiesta la sorveglianza speciale per l'attivista, la 28enne Laura Zorzini, e siamo su Trieste Prima. Soprannominata la Greta Thunberg italiana, ha portato avanti negli anni diverse manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi climatica e i temi ambientali. E ancora Triestina Atalanta Under 23 1-1, lo abbiamo già visto sul Piccolo, ma anche su Trieste Caffè c'è una notizia curiosa: furto in una villa in costiera, si ferisce solo e viene arrestato. Furto nel corso della serata di ieri in una villa in costiera Trieste da parte di un 47enne veneto di varia tipologia di rame. Il furto. Nel corso del furto l'uomo si è procurato un taglio profondo alla mano destra che necessitava di intervento chirurgico. L'uomo è stato arrestato in flagranza dalla polizia e condotto all'ospedale di Cattinara per le cure. Allora torniamo a leggere il Piccolo, come vi dicevo. Noi in realtà abbiamo anche trattato, dopo approfondiremo anche la questione affitti, che sicuramente è un problema che riguarda tante persone, ma noi ieri ci siamo occupati, per quanto riguarda la cronaca, anche di un altro furto, un furto messo a segno effettivamente in via Giulia da ben 40.000 euro per quanto riguarda i gioielli, insomma il valore dei gioielli rubati. Allora rivediamo il nostro servizio. Si sono introdotti nell'appartamento ai piani alti dello stabile al civico 19 di via Giulia e hanno portato via tutto, un bottino eccellente, 40.000 euro in monili d'oro. È l'ennesimo colpo in pieno centro a Trieste. Una coppia di coniugi al rientro dalle vacanze pasquali ha trovato l'amara sorpresa. Ieri mattina, appena rientrati in casa, marito e moglie hanno visto le stanze messe a soqquadro, la cassaforte aperta, l'oro non c'era più. Subito è scattata la denuncia alla Polizia di Stato. Sull'episodio indaga la squadra mobile. I ladri evidentemente sapevano di andare a colpo sicuro, hanno studiato le abitudini delle vittime. La porta dell'appartamento era blindata, ma i professionisti del furto non hanno avuto problemi a forzare l'ingresso. Una volta dentro l'abitazione sono riusciti a trovare le chiavi della cassaforte. Fari puntati sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli investigatori procederanno anche con l'interrogazione di possibili testimoni che possono aver notato movimenti sospetti nei pressi dell'appartamento. Una zona piuttosto trafficata, quella di via Giulia, vicino al giardino pubblico, un'area già sotto sorveglianza speciale a causa dei tanti episodi di violenza in città. Notizie per quanto riguarda appunto la cronaca. Noi torniamo ancora a dare una scorsa ai giornali che sono in edicola questa mattina. Torniamo al giornale. Garrone si ritira, Orsini verso Confindustria, oggi il voto, anche qui lo troviamo questa notizia. Dopo il passo indietro del petroliere resta un solo candidato alla presidenza. Ancora sentenza sui canoni di concessione, lo Stato deve restituire 1 miliardo a TIM. Poi ancora vediamo il Parlamento assolve Salvini sul caso Putin, assalto respinto, la Camera boccia la mozione di sfiducia, autonomia subito, intesa con la Meloni. Poi il governo filo evasori, amico pure della Murgia, debito col fisco. Dalla NATO 100 miliardi per Kiev, all'Ucraina servono armi. Vediamo ancora il Fatto Quotidiano, disfatta imminente, i generali ucraini, difese antirussia vicine al crollo, Kiev collassa ma la NATO batte cassa, soldi e armi per 5 anni. Un fondo Zelensky, Stoltenberg vuole fondi a oltranza dagli alleati, le truppe alzano denti di drago, antioffensiva russa, se Mosca sferra attacchi mirati è la fine. Poi il PD butta Salis nel tritacarne, poi non la candida Schlein se incartata, è la lettura appunto del Fatto Quotidiano che si occupa anche di Salvini che fugge
e gli alleati lo salvano dalla sfiducia, così titola Il Fatto. E poi le delizie del premierato, riforma horror, 2 premier eletti e uno resuscitato. Andiamo a vedere il Domani, le bugie della destra sul premierato, Meloni e Mattarella e ferri corti, nel PD salta l'ipotesi Salis, ancora tensione sulle liste per il nome di Tarquinio. Il Quirinale è irritato per le parole della ministra Casellati, secondo cui il nuovo testo non tocca i poteri del Colle. Mozione su Salvini e Santanchè, i ministri disertano l'aula, ma la partita verrà decisa dalle scelte della Procura. Poi ancora il commento, le elezioni europee, il doppio gioco della Premier, sovranisti alla prova, e poi Netanyahu senza freni, aiuti al minimo dopo il massacro a Gaza dei membri della ONG WCK, diminuiscono le operazioni di soccorso. Questi alcuni dei titoli. Allora torniamo, come vi dicevo, sul piccolo per parlare degli affitti, il grande balzo all'insù, soprattutto a Trieste. Nel biennio i canoni sono saliti oltre il 16%, Trieste seconda in Italia dopo Milano. In Friuli Venezia Giulia aumento del 5,4%, qui vediamo appunto gli affitti e la variazione dei canoni fra 22 e 23 in 14 città italiane. Trieste appunto la vediamo è seconda soltanto dopo appunto la città di Milano, la metropoli insomma di Milano. Prezzi alle stelle da un mese all'altro fra caparre, agenzie e spese insostenibili. Lavoratori universitari fuori sede da Trieste a Udine alle prese con la difficoltà di far quadrare i conti. Quanto mi costa studiare? Ci sono alcuni volti giovani insomma intervistati sul piccolo quest'oggi che raccontano le proprie testimonianze. C'è anche Angelo D'Adamo di Federconsumatori, tra le ragioni del caro affitti dice anche la corsa alla seconda casa da investire in un mercato in cui il divario tra domanda e offerta rende possibile proporre prezzi sregolati. Allora andiamo a vedere invece le pagine della cronaca di Trieste, poi torneremo su quelle della politica nazionale. In prima pagina abbiamo visto che si parla nuovamente di Piazza Unità. Dalle buche ai giunti, Piazza Unità da rifare usando i Masegni, ma servono 5 milioni. Il sindaco di Piazza indica la doppia scelta: al centro i blocchi di Portovecchio, con ai lati l'arenaria della Cava di Muggia. Il modello è quello del tratto pedonale di Via Diaz davanti al Museo Revoltella, dopo un confronto con la soprintendenza. Non ci sono solo i rattoppi e le piastrelle sbriciolate, anche la fontana dei 4 continenti attende di essere ripristinata. Qui vediamo alcune delle buche in foto abbastanza significative, e poi l'esempio insomma della fascia di Via Diaz modello per Piazza Unità. Quando le vecchie pietre rimosse finirono nelle case di Carso e Collio, la riqualificazione e pavimentazione durante l'amministrazione Illy, lo ricordiamo, e vediamo vari Masegni di Piazza Unità finiti ad esempio a Corbons dopo la vendita. Galleria di Piazza Foraggi, tornano le infiltrazioni dopo le ultime piogge, nessun rischio chiusura, assicura il comune, contatta subito l'impresa SAC per valutare il ripristino. Il primo cittadino, acqua in diversi punti, serve un nuovo pannello. La famigerata Iozza si rifà viva poco dopo l'imbocco del tunnel, bagnando il lato della carreggiata e il marciapiede. Partito il sollecito alla ditta appaltatrice che ha versato penali per 870.000 euro e deve garantire l'opera per 10 anni. Qui vediamo la pozzanghera creata dalla perdita d'acqua nella galleria. Insomma, la mitica goccia è tornata a farsi rivedere, dice Diego D'Amelio raccontando il caso appunto della galleria di Piazza Foraggi. Uno smottamento sopra il faro, via Piani attende la riapertura, ne avevamo parlato l'altro giorno, l'intervento di sbancamento in via Piani, lo vediamo, ma è una notizia che abbiamo dato già nel telegiornale dell'altro ieri. Poi ancora camion rovescia il carico a Duino, 1000 auto in coda per 14 km, veicoli in fila per ore costretti a uscire a Fernetti, caos in Carso e in città, lo sblocco nel pomeriggio. E noi abbiamo anche le immagini dell'intervento proprio dei vigili del fuoco per cercare di sbrogliare la situazione, ma non è stata un'operazione facile, ha richiesto diverse ore di lavoro. Rivediamo insieme il nostro servizio.
Erano le 7 di questa mattina quando lungo il raccordo autostradale all'altezza di Duino un camion è rimasto coinvolto in un incidente che per fortuna non ha causato feriti. Lo stesso conducente del mezzo è uscito illeso. Il carico autotrasportato in parte ha però invaso la carreggiata. Ciò ha causato pesantissimi disagi al traffico con lunghe code formatesi subito, intrappolando auto e camion in una fila che ha raggiunto i 14 chilometri. È stata istituita un'uscita obbligatoria a Fernetti, ma il traffico dei mezzi in direzione Venezia ci ha messo poco a raggiungere la zona dell'incidente, causando i rallentamenti che si possono immaginare. La corsia di emergenza è stata riaperta solo attorno alle 13:30, ma è stata nuovamente chiusa nel pomeriggio per consentire ai vigili del fuoco, sul posto con la polizia stradale, di intervenire sul rimorchio incidentato, un pezzo del quale è rimasto a lungo incastrato nel guardrail. Siamo sul piccolo di Gorizia Monfalcone per vedere che ci si avvicina all'evento Go 2025, stretta antiritardi. Nasce la task force che vigilerà sul rispetto dei tempi dei cantieri, le prime verifiche ai giardini. Nessuno vuole rimanere col cerino acceso in mano sul fronte dei cantieri per Go 2025 e soprattutto l'amministrazione Ziberna non vuole correre il rischio di ritrovarsi a celebrare la capitale europea della cultura in mezzo a tanti lavori, agli operai, alle caratteristiche reti di colore arancione. Quindi nasce questa task force per vigilare sugli eventuali ritardi o comunque sui cantieri, sui lavori. Il bilancio: raddoppiate le sanzioni per eccesso di velocità. Poi ancora aeroporto per i residenti, park gratis fino a 12 ore. Si amplia l'agevolazione a ronchi dei legionari. Fu tra i protagonisti della battaglia del Tokai, abbiamo visto la notizia anche sul piccolo in edizione di Trieste, morto a 96 anni Marco Felluga, patriarca dei viticoltori del Collio. Ancora welfare a Monfalcone, 300 minori assistiti, 1 su 3 è bengalese, e poi spazi accessibili, barriere per i disabili, scatta l'offensiva, sempre a Monfalcone. Allora, torniamo sul piccolo di Trieste. C'è uno studio sulla cabinovia dell'Università di Udine con i giusti correttivi, dice zero danni ambientali. Il Comune incassa il disco verde dell'Università di Udine sull'impatto dell'opera, estendendo la protezione a nuove aree boschive. La fauna è più tutelata. Il Comune di Trieste ha una nuova freccia al suo arco in difesa della cabinovia grazie all'Università di Udine, che certifica con le dovute compensazioni la realizzazione del progetto non arrecherebbe danni all'ambiente, nello specifico alla fauna del bosco Bovedo. L'Ateneo Friulano ha infatti concluso lo studio commissionato dal Comune lo scorso autunno, volto a definire l'impatto dell'impianto sugli animali, uccelli in particolare, che abitano l'area a protezione speciale che parte della zona Natura 2000, con un esito che, secondo l'amministrazione guidata da Roberto Di Piazza, è scritto nero su bianco. Con l'introduzione delle compensazioni previste, spiega lo studio, l'opera non solo non genera un danno significativo all'ambiente, ma al contrario consente un complessivo miglioramento. Le compensazioni si traducono sostanzialmente in un'estensione della zona a protezione speciale, che oltre a Bosco Bovedo potrebbe includere nuove aree boschive tra Trieste, Mugge e San Dorligo, per un totale di 205 ettari di superficie. Queste aree boschive si trovano a Banne e Conconello, ma anche nel Bosco Vignano e nel biotopo dei laghetti delle Noghere. In sostanza si tratta di boschi che diventerebbero speciali, godendo di una nuova forte tutela sul fronte ambientale, che consentirebbe, secondo l'Ateneo Friulano, di migliorare lo stato di conservazione di alcune specie chiave, quali il picchio rosso mezzano, picchio cenerino, picchio nero, assiolo, succiacapre e torcicollo. Insomma, questa è la fauna che sarebbe in qualche modo anche aiutata nella vita quotidiana. Allora, pescatore abusivo con 30 kg di pesce, multa da 1.000 euro, l'operazione della Guardia Costiera. Passeur in manette fermato con 5 persone dentro a un furgone, ancora bambino si rovescia liquido bollente, condizioni fortunatamente non gravi. In realtà si tratta di una bambina di 2 anni che ieri è stata ricoverata al Burlo con ustioni in casa alla presenza dei genitori per un liquido bollente, insomma, che si è rovesciata addosso, ma fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Abbiamo
saputo ieri in tarda serata. Il rudere dell'ex Pavan abbattuto dalle ruspe, resa dopo il sit-in spazio alla palestra. Ma ora ne parleremo fra poco anche con il nostro servizio realizzato ieri proprio con la movimentazione di queste ruspe che stanno demolendo il rudere dell'ex Pavan, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, con il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno Bucarelli, a lei e tutti i telespettatori. Buongiorno. Iniziamo con dire che la notte fortunatamente non ha manifestato accadimenti particolari, solamente interventi di routine da parte delle nostre pattuglie. Per quanto riguarda la giornata odierna, l'ha già detto lei, la via Frausini è sempre interessata da questa chiusura per la demolizione prevista della palestra, che adesso è ferma, però ci sono sempre i divieti di transito, quanto mi risulta. Per il resto abbiamo altri lavori, vedo qui in nota lavori lungo, questi sono abbastanza importanti, ne avevo già parlato, sulla piazza Benco. La piazza Benco è chiusa al transito da Corso Italia, si può passare per via degli artisti, questa è stata liberata dai veicoli in sosta ed è a doppio senso unicamente per i frontisti. I lavori sono previsti in teoria fino al 3 giugno, speriamo finiscano prima. Poi abbiamo nota un divieto di transito in via Cerreria per lavori a Cegas all'altezza del civico 6, 8, dei civici 6, 8 e 10 dalle ore 9 alle ore 17. Sempre per lavori di Acegas abbiamo la chiusura per scavo all'altezza del civico 1 di via degli Alpini a Opicina. Non è dato sapere la data di fine lavori, e ancora sempre per lavori strada chiusa via Pagliarici 84 e via Bellavista 42, scusate. Perciò chi abita nelle zone citate, attenzione, ci sono sempre dei divieti temporanei che vanno rispettati. Per il resto la giornata si presenta abbastanza bene dal punto di vista meteo, speriamo non accada niente di grave. Assolutamente. Va bene, grazie allora delle informazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie altrettanto a voi. Grazie, noi andiamo avanti, come vi dicevo appunto, a parlare del rudere dell'ex Pavan, così viene definito da Piccolo quest'oggi nell'articolo di Giampaolo Sarti, iniziati i lavori di demolizione dello storico edificio del 1835. Il comitato insieme incontrerà l'assessore Lodi a cose fatte. Diciamo che questo annuncio era già stato fatto all'interno della trasmissione di ieri appunto di Sveglia Trieste. Allora rivediamo insieme il servizio sulla demolizione realizzato da Gianluca Paladini. La ruspa all'opera. Uno squarcio si apre nel muro dell'ex comprensorio Pavan. I lavori di abbattimento sono iniziati. Se tutto dovesse rientrare nelle tempistiche, l'edificio sarà raso al suolo entro domani sera. Polizia e carabinieri sul posto questa mattina, fin dalle 7. Operai al lavoro per l'abbattimento che doveva partire ieri. La protesta andata in scena in via Frausina, che ha visto Federico issarsi in cima alla gru per impedire l'inizio dei lavori, ha avuto l'effetto di far ritardare la messa in moto dei macchinari di un giorno. Sul posto anche alcuni residenti di San Giacomo, contrari all'abbattimento, si sono sentiti traditi dopo le promesse di un incontro ricevute ieri. Devono dire gli altri come fare il vostro lavoro! Purtroppo dobbiamo constatare che, malgrado le buone parole con cui ci avevano lasciato ieri mattina con l'impegno dell'incontro con la Presidente della nostra circoscrizione, dell'incontro con il rappresentante del Comitato dei cittadini di San Giacomo, con il quale avremmo dovuto aprire una trattativa per capire quelle che potevano essere delle soluzioni anche alternative, questa mattina invece ci siamo svegliati col polverone. Come vi sentite da questo punto di vista? Come mi sento io? Io mi sento veramente arrabbiato e disgustato. Una residente di via Frausina che abita di fianco all'ex Pavan, quasi in lacrime, ha manifestato la sua contrarietà ai lavori.
Il progetto che c'era per Campo Libero era quello di fare un'aggregazione culturale, di associazione per i bambini, per gli anziani, ribadisco, e non una colata di cemento che bisogna pagare una retta, tutto per privatizzare. Mi scusate, ma sono arrabbiata molto e delusa. Infine il commento del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, raggiunto dalla troupe di Tele4. Abbiamo 4 milioni, facciamo una palestra di basket, una palestra di pallavolo, ma dico per i giovani lo sport non è tutto, è importantissimo. Giocare, facciamoli fare sport, educhiamoli bene. Io la vedo così, 4 milioni di euro abbiamo portato a casa. E loro dicono, alcuni cittadini, ci aspettavamo questo incontro con il comune e poi quasi a tradimento, ecco, che partono i lavori, si sono sentiti un po' traditi. Ecco. Sì, dopo 4 anni che stiamo lavorando su quel progetto è a tradimento oggi. Cioè dopo 4 anni che abbiamo progetto, approvazione, PNR, ma dico 4 anni che lavoriamo su questa cosa, mica un giorno, e si sentono traditi di cosa? Perché la buttiamo giù? Andiamo anche a leggere rapidamente prima di passare alla pubblicità. Veramente incredibile, ci scrive Gianna, adesso è chiaro quanto fatiscente e pericolosa era diventata la struttura, si riferisce proprio all'ex Pavan, appena in tempo per evitare una tragedia sarebbe stato inutile poi cercare i responsabili di una grave imperizia o negligenza. Emma invece scrive, tempo fa dei ragazzi in gita con un'enorme corriera salvati dal sindaco Polidori intervenuto in tempo, ma questi stranieri ospiti a Trieste, chi gli ha dato la patente forse l'hanno presa coi punti della spesa al supermercato, dice, ho letto del tir incastrato con danni ingenti alla struttura del cavalcavia di Barcola. Ancora invece Nevio ci scrive, buongiorno Sveglia Trieste, visto che i responsabili del tram di Opicina, Ponte, Canale Ponte Rosso, piscina terapeutica, galleria, Pontone Ursus eccetera sono sfortunati nel risolvere i problemi, consiglio di andare a pregare nella chiesa dei Sciavoni. Saluti da Nevio Tula. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, allora sono le 7:35, vi ricordo sempre che oggi avremo ospiti in studio Barbara Odorico di Forza Italia, poi il dottor Marino Andolina di Rifondazione Comunista, quindi se volete dialogare con i nostri ospiti potete farlo nelle solite modalità, sia scrivendoci una mail che chiamandoci al numero per la diretta. Allora torniamo a leggere i giornali, nella nostra rassegna stampa torniamo ancora una volta sul piccolo di Trieste, l'Accademia Nautica prepara i corsi di vela sposa la moda di ITS. Un nuovo logo per le scuole, la sinergia con le realtà cittadine, sono 243 gli allievi più 150 docenti e 30 le borse di studio. Questo è il percorso di crescita dell'Accademia Nautica. Nuova primavera, l'evento presentato dal direttore Zvecchi in vista del decennale nel 2025. Poi ancora un ambulatorio medico a misura di bambino nel segno di Io tifo Sveva, l'impegno sociale all'INPS, la nuova sala d'attesa del centro medico legale dell'INPS, una realizzazione che è anche oggetto di un nostro servizio a cura del nostro Umberto Bosazzi. Allora rivediamolo insieme. È uno spazio piccolo ma significativo l'angolo di Sveva, è stato ricavato al primo piano del centro medico legale dell'INPS in via Ghiberti con uno scopo ben preciso e che rispecchia l'impegno dell'associazione Io tifo Sveva. Il portare il sorriso al di fuori dell'ospedale, al di fuori del nucleo familiare, ma portarlo anche in contesti come questo che sono un po' difficili da immaginare, no? Però i bambini devono tornare a essere bambini, non devono essere solo pazienti, non devono essere solo numeri, quindi abbiamo pensato a questa iniziativa insieme all'INPS per portare un sorriso anche in un ambiente che per loro comunque non è un ambiente familiare. È uno spazio che noi vogliamo dedicare ai nostri utenti più piccoli che intercettiamo per motivi ovviamente legati a patologie varie e quindi è la voglia di aprire delle opportunità diverse per questi bambini che a volte purtroppo sono chiamati a percorsi complicati e quindi in qualche modo noi abbiamo
voluto offrire un momento di gioia, dedicato tutto a loro. L'associazione nacque nel 2020 a pochi mesi dalla scomparsa di Sveva, 7 anni, malata di un tumore, attorno alla cui vicenda si era creata una corrente impressionante di solidarietà che la famiglia ha deciso di incanalare in un percorso a favore degli altri, soprattutto a favore dei bambini in difficoltà per ragioni di salute, come appunto quelli che attendono le visite in via Ghiberti. L'attività dell'associazione nel corso degli anni si è estesa anche alla gestione di una serie di appartamenti messi a disposizione di famiglie che arrivano a Trieste per permettere ai propri bambini di curarsi. Inoltre Io Tifo Sveva organizza una serie di iniziative in occasione di festività particolari per raccogliere fondi. Allora, torniamo a leggere i giornali, torniamo sul Corriere della Sera per vedere un po' il quadro della politica nazionale, quello che è successo ieri. Salvini no alla sfiducia, maggioranza compatta, respinta la mozione delle minoranze sui rapporti con la Russia. Oggi il voto su Santanchè. Siracusano, la portavoce che ci ha messo la faccia, la sottosegretaria. Poi ancora torna Fascina, Finanzio Forza Italia come Silvio, la deputata Marta Fascina, deputata di Forza Italia, ex compagna di Silvio Berlusconi, morto nel giugno dell'anno scorso. Andiamo ancora avanti nel dibattito a singhiozzo, il governo diserta l'aula e l'opposizione non schiera i leader. L'Italia Viva accusa i 5 Stelle, siete più filo Putin del leghista. Ancora sempre sul Corriere della Sera, Santanchè si sente tranquilla, rinviata a giudizio, non credo ma farei la mia valutazione. La sicurezza su Fratelli d'Italia, nessuno ha chiesto le dimissioni e non lo faranno. Qui vediamo l'intervista appunto sul Corriere della Sera. La nuova par condicio agita le TV, a rischio il duello Meloni-Schlein, i parametri Agicom per pesare la visibilità dei politici. La RAI chiede di modificarli. L'ex sindaca di Roma, le scelte dei 5 Stelle, Raggi, io in lizza, se me lo chiedono valuto. E parliamo ancora di elezioni, torniamo sul piccolo per vedere invece i movimenti per quanto riguarda le europee a nord-est. Eccole qui, Lega, Vannacci, capolista a nord-est, sono onorato e ci sto ragionando. Il generale, l'Europa non riesce a suscitare un senso d'appartenenza, a Treviso Vanera è sempre più quotato. Si parla anche del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Difficilmente la Lega riuscirà a esprimere più di 2 eurodeputati, con le quote rosa sarà sfida tra Cisint e Conte, poi tra Bet Omanera e Borchia. Il PD punta su Bonaccini, Friuli Venezia Giulia ancora in alto mare, il Veneto ha scelto Zan, la candidatura del governatore fa venire meno quella di Schlein. I Dem sperano di riuscire a confermare 4 europarlamentari. Poi ancora andiamo a vedere l'industria perde occupati, ma in Friuli Venezia Giulia cresce la stabilità. Questa è l'analisi del mercato del lavoro che abbiamo fatto anche noi ieri. Nel settore la flessione più netta, nel settore industriale, meno 4%, mentre il calo totale minimo, meno 0,1%. In aumento i contratti a tempo indeterminato, più 1%, e le assunzioni delle donne. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Dopo l'aumento record registrato nel 2022, l'anno scorso l'occupazione in regione ha retto, facendo registrare solo una lieve flessione dello 0,1%, ovvero circa 600 lavoratori occupati in meno su un totale di circa 520.000. È uno dei dati Istat più significativi per il mercato del lavoro in una regione come la nostra, molto esposta a ciò che avviene all'estero. Questo risultato arriva dopo una crescita molto forte tra il 2021 e il 2022 e diciamo che il Friuli Venezia Giulia paga un pochino di più rispetto alle altre regioni delle difficoltà sul campo delle esportazioni e anche attualmente ha un'economia che è incerta a causa delle guerre. Ecco, quali sono i settori che dimostrano maggiormente segnali di crisi da questo punto di vista? Come abbiamo evidenziato anche recentemente, è l'industria che ha più problemi, diciamo così, c'è una riduzione significativa intorno al 9% dell'occupazione nell'industria. È preoccupante perché, per diversi motivi, innanzitutto perché ha un indotto anche sui servizi che è notevole, perché sono occupati 1 su 4
e tra i maschi 1 su 3. L'assessore Alessia Rosolena ha messo in evidenza dati positivi come l'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato e di quella femminile, sottolineando la necessità di proseguire e intensificare il lavoro per contrastare il precariato. I dati positivi sono sicuramente l'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato e l'aumento dell'occupazione femminile. Sono due aspetti su cui, sia con le politiche attive del lavoro fatte di formazione ma fatte anche di incentivi alle aziende per le assunzioni, sia con tutte le politiche di welfare territoriale che riguardano i temi della conciliazione, dell'accesso al lavoro delle donne e le politiche attive legate soprattutto ai giovani e alle donne, quindi all'aumento del periodo di tempo determinato all'interno del mercato del lavoro, abbiamo ottenuto delle risposte. E ieri, come vediamo anche sul piccolo, il presidente Fedriga ha lanciato la proposta di un libro bianco per alzare i salari. Serve aprire un tavolo a livello nazionale, un libro bianco, visto che l'espressione va di moda, per aumentare i salari e essere così più attrattivi come paese. Ha proposto ieri Massimiliano Fedriga anche ai nostri microfoni. Allora possiamo risentirlo insieme, risentire direttamente le sue parole anche a commento del risultato per quanto riguarda il bilancio del mercato del lavoro nella nostra regione. Vediamo. Intanto noi dobbiamo sottolineare che abbiamo un mercato del lavoro molto positivo, con numeri penso da record per quanto riguarda l'occupazione. Dobbiamo continuare a lavorare perché invece quello che ci preoccupa sono il lavoro stabile, che deve ovviamente aumentare, perché questo dà prospettiva anche, penso, per i giovani di costruire una famiglia, avere appunto un futuro programmato e programmabile, e su questo lavoro importante. Poi, se devo sottolineare una cosa che non riguarda il Friuli Venezia Giulia ma a livello nazionale, io credo che finalmente dovremo aprire un tavolo sulla capacità di aumentare i salari. Noi siamo il paese in Europa che ha avuto il minor aumento negli ultimi 20 anni, e quindi su questo, insieme alle categorie economiche, perché non bisogna mettere in campo delle misure diciamo shock che rischiano a quel punto di penalizzare l'offerta occupazionale, ma insieme alle parti datoriali, insieme a un impegno pubblico, insieme alle parti ovviamente anche di rappresentanza dei lavoratori, ipotizzare un libro bianco sui salari, per capire come in prospettiva, anche in più anni, perché non penso che sia una soluzione che si risolva in poco tempo, però prendere quella curva che ha caratterizzato molti dei paesi europei. E lo farete come conferenza delle regioni? Non so, su questo ovviamente non abbiamo competenze dirette su questo come conferenza delle regioni. Io penso che noi potremmo avere uno scopo propulsivo, ma non abbiamo purtroppo in mano le redini per decidere, però penso che una riflessione che in generale dobbiamo porci come sistema paese. Allora, torniamo a leggere il giornale, ci occupiamo del grave terremoto sull'isola di Taiwan, devastata dal terremoto, palazzi crollati in tanti sotto le macerie, una scossa di 7,4, la più violenta negli ultimi 25 anni, tra i dispersi ci sono anche gruppi di turisti, 70 minatori intrappolati, e qui vediamo le immagini impressionanti di questi palazzi in bilico, un edificio colpito dal forte terremoto che è avvenuto in tutto l'est di Taiwan. C'è anche la testimonianza di un ristoratore italiano sardo con locale a Taipei, ancora tremo, dice. Da Pechino Xi tende la mano ma circonda l'isola di jet e navi mentre arriva la solidarietà del mondo. L'allarme di Kiev, il fronte a rischio, la NATO ora pensa a un cambio di passo, Stoltenberg sprona gli alleati a fornire risorse continuative, a Bruxelles si discute l'ipotesi di un fondo da 100 miliardi, i ministri degli esteri a confronto su una diversa gestione del conflitto. Ancora lo strappo di Gantz, Israele torna al voto, Netanyahu assediato e lo chef dell'ONG Andres a Gaza non è stato solo un tragico errore, dice il cibo non è un'arma. Ho sentito le voci, poi mi hanno salvata, la 14enne friulana finita sotto la valanga durante un'escursione in Cadore racconta i momenti dell'arrivo dei soccorritori, qui vediamo, ha visto la neve andarle addosso, è stata trascinata per decine di metri, qui
qui c'è il finanziere che ha salvato la giovane sepolta dalla neve. In volo sui monti feriti, da Amaro a Ligosullo, i punti sotto la lente dopo il sisma e le piogge. L'assessore regionale Riccardi: dobbiamo capire se fare opere strutturali per mettere in sicurezza il territorio o di monitoraggio. Qui vediamo appunto il caso di Trieste, l'abbiamo già visto appunto nell'edizione triestina, sulla quale torniamo subito per vedere invece la coda del carnevale in comune. Premiate le maschere più belle, la cerimonia nell'aula del Consiglio comunale. Ancora Muggia invece anticipa i lavori lungo il costone franato di Borgo San Cristoforo. Il tratto resta chiuso. Il sindaco Polidori dice tempi accorciati, a breve l'intervento d'asfaltatura su strada per Lazzaretto. L'ha detto anche lo stesso sindaco ieri a noi, al nostro telegiornale in collegamento. Allora possiamo rivedere insieme il servizio sui lavori proprio lungo il costone in località Borgo San Cristoforo a Muggia, con il sindaco Paolo Polidori che spiega qual è il stato dell'arte appunto di questi lavori di ripristino dopo le piogge. Possiamo rivedere insieme il servizio, non lo vedo ancora pronto. Ancora qualche istante di pazienza, eccolo qui, il sindaco Polidori appunto spiega quali sono le prossime mosse del comune per ripristinare quell'area. In questo momento ovviamente si sa che la strada è chiusa, ma stiamo facendo di tutto per poterla riaprire nei tempi più brevi possibili, ovviamente tempo permettendo. Il tempo dei giorni scorsi non è stato ovviamente clemente, per cui l'acqua ha gonfiato parecchio la terra, ha appesantito la terra e per cui ha creato anche degli smottamenti, perché come vedete qui in questa zona rispetto a quello che era prima ha ceduto sotto quel muro che si chiama Berlinese, ha ceduto e quindi poteva anche causare problemi alla carreggiata. Per precauzione si era deciso quindi di chiudere, ovviamente sentendo i tecnici dell'impresa. Oggi hanno portato la scavatrice, quindi sono già al lavoro, quindi anticipando quello che era la previsione di chiudere la strada fra circa una settimana. Abbiamo approfittato, per così dire, di questa situazione di emergenza e di chiusura per anticipare i lavori, quindi per finirli anche prima. Ora, tempo permettendo, ovviamente si riuscirà a mettere in sicurezza anche la parte sottostante la Berlinese, quindi l'altra parte di questo versante che sta crollando, e per cui i lavori vanno avanti come da programma, però con i tempi anticipati, per cui vi terremo aggiornati sugli sviluppi sicuramente dei lavori in corso. Allora, questi gli aggiornamenti, torniamo sul piccolo e torniamo nelle pagine dell'Istria per parlare di Fiume, in realtà, dove è stato imbrattato il monumento dedicato ai caduti antifascisti, e poi la piattaforma digitale per adottare e salvare la capra istriana, iniziativa finalizzata a scongiurarne l'estinzione. Poi sempre per le pagine appunto del piccolo dedicate ai Balcani, morto a 97 anni Bulajic, il regista di Tito, lui è sempre negato, mio fratello internato, a lungo il suo nome è stato sinonimo dei colossal made in Jugoslavia, specie focalizzati sulla lotta partigiana, giudizi divergenti dai cittadini. Risarcimento in Montenegro per quanti finirono nel Gulag, l'impegno del presidente Milatovic. Ancora l'attualità, la richiesta al governo, l'abbiamo visto un po' in tutti i quotidiani che sono in edicola quest'oggi, più soldi alla sanità pubblica, gli scienziati lanciano l'appello, le preoccupazioni del farmacologo Garattini, meravigliati che l'esecutivo non prenda mai decisioni per la salute, tra i firmatari anche il premio Nobel Parisi. Poi binario della memoria per non dimenticare l'orrore della Shoah. Ancora andiamo avanti, sempre per quanto riguarda il piccolo, scontri a un presidio per salvare gli alberi, sgombero a Bologna. Uomo e donna trovati morti nel bagno di casa con le vene tagliate, ipotesi omicidio-suicidio nel Bresciano, e ancora una denuncia, nuove accuse a Viale per molestie sessuali. Torniamo ancora, questa è la pagina invece dell'economia, Fincantieri, asse con Leonardo per il terminal MSC a Miami, l'avamposto delle grandi navi per il Nord America e i Caraibi, ma torniamo sull'edizione di Trieste per
la pagina della cultura, ultima fermata Trieste centrale. Lo scrittore ceco Jaroslav Rudiš firma 2 libri sui binari della Mitteleuropa che approdano nella città portuale. Il secondo è una colorata graphic novel, Trenomania e Trieste centrale, questi i 2 volumi. Amministrazione di sostegno, 20 anni di un istituto di protezione. Il saggio, il giurista Paolo Cendon firma uno studio sull'istituto che analizza leggi, principi ispiratori, evoluzione e casistica. Piccole astute bugie, la commedia di Joe Di Pietro debutta allo sloveno. Sagace analisi della vita di coppia dell'autore che ha vinto 2 Tony, una nuova produzione diretta da Nenni Del Mestre, andrà in scena a partire da venerdì al Teatro Sloveno di via Petronio. Siamo stati anche noi alla presentazione dello spettacolo, rivediamo insieme il nostro servizio. Una commedia che arriva direttamente da Broadway caratterizza il programma primaverile in abbonamento del Teatro Stabile sloveno. Venerdì 5 aprile un nuovo debutto divertirà il pubblico col testo Piccole astute bugie, scritto dal drammaturgo americano di origine italiana Joe Di Pietro e vincitore di 2 premi Tony. La commedia sull'amore, il matrimonio, la convivenza nella buona e nella cattiva sorte pone la questione delle cose non dette all'interno del nucleo familiare. Il testo, tradotto in sloveno da Tina Makota e presentato con sovratitoli in italiano per tutte le repliche, è messo in scena dalla regista croata Nenni Del Mestre, che collabora per la 4ª volta con il teatro triestino. Tema centrale della commedia è la verità. Siamo davvero sinceri nei rapporti con il partner e i familiari? Sul palco 2 coppie, una più anziana e una più giovane. Nel ruolo della madre e suocera Nicla Petrushka Panizon. È un testo veramente bello di Joe Di Pietro e molto, alla Woody Allen, ecco, per cui è una recitazione proprio vera, diretta, non è la classica commedia vaudeville. È stato molto bello lavorare con questa regista perché anche lei è molto precisa, per cui ci ha dato tanti spunti. È una commedia broadwayana. Lo spettacolo debutterà venerdì 5 aprile alle 20 al ridotto del teatro di via Petronio. Un'ora prima la serata verrà anticipata dall'apertura della mostra itinerante del Museo Provinciale di Capodistria Primavera sul palcoscenico operistico, ritratto della cantante d'opera triestina originaria di Servola Xenia Vidali, realizzata in occasione del 110° anniversario della nascita. Questo è lo spettacolo, andiamo alla pagina sportiva per vedere quello che è successo ieri per quanto riguarda la partita della Triestina. L'Unione nel finale si fa riacciuffare ma è un pari che vale. Nel recupero del Tognon, gara a viso aperto con la vivace e talentuosa Baby Atalanta, gli alabardati passano nella ripresa con Pavlev, rete bergamasca al 43esimo con Vlahovic, la Triestina 1, quindi Atalanta under 23-1. Vediamo appunto un pari giusto, viene giudicato qui da Ciro Esposito inviato a Fontana Fredda. I tifosi sognavano il 5° successo consecutivo, la Triestina ci è andata anche vicina perché la staffilata di Pavle al 35esimo della ripresa aveva illuso i presenti al Tognon, ma francamente il vantaggio era un premio un po' troppo generoso per quanto visto in campo e la gioia momentanea è stata strozzata da un guizzo di Vlahovic che di nome Favagna, con non il bianconero Dusan, che ha una manciata di minuti dal triplice fischio appunto ha segnato un pari giusto. Il pari ci sta tutto, dice il piccolo, perché la partita è stata bella, combattuta e con molte occasioni da ambo le parti tra una squadra più esperta come l'Unione e una fresca e con parecchi talenti come l'Atalanta under 23. Andiamo al piccolo di Gorizia Monfalcone ancora per qualche istante per vedere le pagine dell'interno della cronaca su Gorizia 2025, previsti sopralluoghi settimanali per verificare il rispetto delle tabelle di marcia, le prime verifiche nel parco municipale, poi giardini pubblici ed ex mercato all'ingrosso. Nasce la task force contro i ritardi nei cantieri di Go 2025. Nella squadra assessori tecnici e dirigente. In alto vediamo gli assessori Artico e Filisetti col dirigente Lusina al parco municipale, poi le ciclabili fra via Aquilei e via Fate Bene Fratelli, sotto il cantiere l'ex mercato dell'ingrosso di via Boccaccio.
Vediamo ancora, sarà rivista l'area di parcheggio del Palabigotto di via delle Grappate, la necessità di garantire il maggior numero di posti auto. Poi ancora l'attività della polizia locale a Gorizia, cresciute del 50% le multe per velocità eccessiva, elaborata anche una mappa delle strade che si sono rivelate più pericolose, da via San Michele a via Fatebene Fratelli, l'attività del comitato della strada regionale 56. Ci spostiamo ancora sempre sul piccolo nell'edizione isontina per parlare di Monfalcone, quasi 300 minorenni seguiti dai servizi sociali, 1 su 3 bengalese, welfare e territorio. Complessivamente in tutto l'ambito Carso-Isonzo-Adriatico gli under 18 assistiti salgono a 541, in totale sono circa 3.700 utenti di ogni età segnalati nel 2023. Queste le statistiche. Gli interventi saranno resi noti da maggio nel 22, il 57% dei casi per questioni familiari, cifre in leggero calo da un anno all'altro ma molto simili a quelle pre-Covid. Patto tra comune e scuole per promuovere la legalità, le attività rivolte a primarie e medie anche sulla parità di genere, sempre a Monfalcone, fondamentale per l'assessore Tiziana Maioretto il lavoro nelle scuole, nelle classi esperti e polizia locale, ma saranno coinvolte pure le famiglie. E ancora il piano per abbattere le barriere architettoniche, la parola ai cittadini prima della seduta d'aula, conclusa la prima fase di ricognizione su una cinquantina di edifici pubblici e su lunghi tratti di percorsi urbani. Martedì l'incontro pubblico sul tema, quindi sono stati scansionati 50 edifici pubblici, piantati paletti su percorsi urbani che si estendono per 20 km, i professionisti incaricati di sgretolare una dopo l'altra le barriere architettoniche presenti a Monfalcone, partendo innanzitutto da marciapiedi e strade, perché alla fine la libertà di chi siede su una carrozzina o si fa guidare nei passi da un bastone si misura su pochi centimetri d'asfalto, appunto su gradini e dislivelli. Sono arrivati al dunque questi lavori. A distanza di 9 mesi dall'incarico, lo studio di architettura Tabula, designato dal Comune, ha concluso la prima fase della redazione del PEBA, il piano di eliminazione appunto delle barriere architettoniche. Allora, ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con la nostra prima ospite, come vi dicevo, la vicepresidente della 6ª circoscrizione di Forza Italia, Barbara Odorico. A fra poco. In diretta Sveglia Trieste, allora siamo in compagnia della vicepresidente del Consiglio della 6ª circoscrizione, Barbara Odorico, consigliera di Forza Italia. Buongiorno, bentornata nei nostri studi. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Siamo già pronte per commentare un po' le notizie della giornata, anche stimolate dalle mail che già abbiamo ricevuto in questa prima parte della trasmissione. Fra l'altro ci scrive il nostro amico Claudio Visintin, un amico comune, che chiede alla consigliera un suo parere sull'abbattimento del rudere dell'ex Pavan. Se ne sta parlando tanto in questo momento. Ieri eravamo in diretta, no? Proprio per l'abbattimento vero e proprio, il giorno prima per questa protesta che stava rallentando e bloccando un po' i lavori, quindi che sarà riqualificato, dice Claudio Visintin, con 4 milioni di euro per palestre, per i giovani, per lo sport. E poi dice Claudio, mi piace evidenziare la conduttrice che porta i saluti del signor Gianni, e lo ringraziamo sicuramente, lo salutiamo a nostra volta. Signor Gianni, che è la preziosa memoria storica della città di Trieste, abbiamo avuto una conversazione telefonica piacevole con l'intento di bere un caffè assieme, quindi è bello anche questo incontro fuori dalle telecamere. Bello, no? bello. Prevedo ci sarà una carrambata, anche questo è Tele4 che ci fa incontrare tra telespettatori e ci dona tanto calore umano, non apprezzo, ma ci fa davvero un grande piacere. Dovresti organizzare una bella festa. È vero, con i nostri telespettatori. Allora, la consigliera risponderà, signor Claudio, che salutiamo naturalmente insieme anche a sua moglie fra pochissimo, perché vedo pronto il nostro Umberto Bosazzi per il collegamento. Allora, dove ti trovi, Umberto, e buongiorno a te. Buongiorno Laura, buongiorno alla tua ospite, buongiorno ai telespettatori. Noi siamo
Si è interrotto il collegamento, frizzato il collegamento, come si dice in gergo tecnico. Cercheremo di ripristinare il collegamento, evidentemente un malfunzionamento, insomma, della linea. Ecco, qui forse sono tornati in linea, no, però ci sono alcuni problemi, vediamo se poi magari funziona meglio, cercheremo di ricollegarci con Umberto Bosazzi. Allora, adesso vedo il collegamento abbastanza stabile, ci riproviamo. Umberto, nuovamente buongiorno. Vediamo, c'è il nostro Gianluca Valenta che si sta contorcendo per fare in modo che non vada via l'immagine. Come dicevo, siamo in piazza Sansovino. Sì? Sì, siamo in piazza... Beh, lui sta per essere eroico. Siamo in piazza Sansovino per documentare brevemente quella che potrebbe essere la soluzione di uno dei tanti problemi che hanno a che fare con edifici triestini, edifici della città in stato di abbandono. Se adesso Gianluca si gira un attimo, questo edificio proprio all'angolo con via, credo che quella sia via via Bernini, credo, non lo so. Sì, può darsi, tra le due gallerie dovrebbe essere. Può essere che sia Bernini, sì. Questo edificio che vedete da una decina d'anni si trova abbandonato. Il bar, non riesco a capire se è attivo o meno, qualche anno fa il bar era ancora funzionante, però come vedete l'edificio è disabitato di fatto, e per quanto riguarda per esempio gli infissi, le tapparelle eccetera, sta affrontando l'usura del tempo. Bene, il proprietario di questo edificio è scomparso nel nulla. Gli eredi che sono stati, insomma, diciamo così, i discendenti, perché poi non è esatto parlare di eredi perché non sembra sia scomparso, se ho capito bene. Comunque, insomma, i discendenti più diretti, che sono di quinto grado, non sono interessati, non si sono detti interessati a intervenire in tal senso, e quindi l'edificio è stato acquisito dallo Stato. Ci sono delle ipotesi, una delle quali è quella che esso venga trasformato in una sorta di foresteria per funzionari dello Stato o per agenti della polizia, però non è esclusa anche la possibilità che qualche privato possa acquistarlo e rimetterlo a posto. Al momento il prezzo base per acquistarlo rimane di 700.000 euro, che era quello quanto calcolato all'epoca, diciamo, della scomparsa del proprietario. Certamente bisognerà in qualche modo rivalutarlo qualora logicamente lo Stato voglia procedere in tal senso, e certamente, se rimesso a posto, stante la zona e stante anche le volumetrie interne, diventerebbe un edificio di un certo pregio. Quindi, insomma, l'importante è che questo edificio, che è centrale, che tra l'altro noi vediamo quasi ogni giorno venendo a lavoro, questo edificio appunto si appresta ad essere in ogni caso, mettiamo così, riportato in vita. Solo questo, adesso noi ci spostiamo da un'altra parte. Benissimo, grazie per questo collegamento, questo primo collegamento al nostro Umberto Bosazzi e anche a Gianluca Valenta, che con lui è nella troupe esterna di oggi di Tele4. Grazie, ci risentiamo più tardi. Allora, c'è già anche una telefonata, magari la sentiamo subito per non far aspettare troppo i telespettatori. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Laura, buongiorno alla sua ospite, sono Oscar. Oscar, buongiorno. Buongiorno, saluto anche tutti i telespettatori in ascolto. Buongiorno. Volevo chiedere alla vicepresidente della Sesta a riguardo della mia segnalazione fatta anche al presidente Paolo Parini per le strisce pedonali alla prima fermata dopo il Ferdinandeo della linea 25. Se come l'iter, se il comune è stato interessato, se hanno avuto risposta o meno per la mancanza, ripeto, delle strisce pedonali della linea 25 dopo la prima fermata del Ferdinandeo verso città. La ringrazio, buongiorno. Grazie mille, molto puntuale insomma questa segnalazione. Grazie a Oscar, buona giornata. Diciamo faccio subito questa, così sì, poi dai, così partiamo del perfetto. resto.
Purtroppo al momento non abbiamo ancora avuto risposta, noi comunque segnaliamo e comunque attendiamo ancora di vedere se è possibile fare, perché al momento l'unica cosa che possiamo dire è che alcune strisce ci sono già e cercheremo di spingere in maniera di intervenire con delle strisce più puntuali, diciamo che se non sbaglio era la zona dove c'è anche la fermata dell'autobus, quindi che per riuscire ad arrivare alla fermata dell'autobus in maniera più sicura. Credo che in realtà lì forse sarebbe anche il caso di pensare, se la dimensione della strada lo consente, anche a fare un'isola centrale, quindi diciamo gli attraversamenti pedonali protetti, che credo che sia, vista la zona, cioè qualcosa di molto utile, però onestamente come dimensione della strada non so se sia fattibile. Credo di sì, perché a memoria dovrebbe essere fattibile. E visto che è stato fatto anche in altre zone, soprattutto quando ci si trova in certe strade più diciamo pericolose, credo che una soluzione del genere, fare soltanto delle strisce semplici non me la sentirei, anche perché c'è comunque una zona dove le macchine purtroppo spesso e volentieri vanno veloce. Invece fare magari un attraversamento pedonale protetto ci vuole un po' più di tempo, ma credo che sarà la soluzione, almeno dal mio modo di vedere, che cercherò di portare avanti per riuscire a fare qualche intervento. Benissimo. Allora, dicevamo dell'ex Pavan, no? Di via Frausin. Ci sono altre 2 mail, abbiamo letto e anche testimoniato, così anche intervistando anche le persone che sono contrarie all'abbattimento. Oggi ci sono 2 mail in particolare pro abbattimento, oltre a quella richiesta di parere di Claudio Visintin. Certo. Ci scrive Maria Grazia: solo in Italia per buttare giù un rudere privo di valore storico e architettonico, manco fosse il Colosseo, dice, è necessaria la presenza delle forze dell'ordine. Il comitato voleva recuperarlo per farne un centro d'aggregazione, alias centro sociale, dice Maria Grazia, dove riunirsi per cantare Bella ciao, attaccare la maggioranza. Insomma, questa è la teoria di Maria Grazia, ma Emma invece mette il punto sul no scusate, Lucia dice è una questione di sicurezza, il nostro primo cittadino ci vede molto bene in merito alla prevenzione, perciò che partano dopo la prima goccia, già adesso i lavori nessuno si deve far male, partano i rimodernamenti, i lavori potranno essere finiti. No, questo in realtà si riferisce alla galleria, credo, alla galleria e quindi al ritorno della goccia, ma ce n'era un'altra sempre di Lucia che diceva insomma che è bene che lo abbattano perché è una questione anche di sicurezza, qualcuno poteva farsi male, no? Sì, era questo il diciamo che a me fa strano l'idea che siamo dinanzi a una costruzione di una palestra, quindi non di un supermercato o di un edificio o di un qualcosa di non adatto alla comunità, anzi è comunque un edificio che verrà poi utilizzato dalle scuole vicine, dall'Artistica 81 o comunque da chi ne riuscirà a fare richiesta e quindi lo potrà utilizzare. Quindi comunque è un qualcosa che torna alla società e a San Giacomo, ma anche a tutta Trieste. Quindi questa negazione o questa contrarietà io veramente faccio difficoltà a capirla. Capisco ancora di meno la contrarietà dei consiglieri della Quinta, perché loro dicono di non aver visionato il progetto, di non essere stati coinvolti, eccetera, eccetera. Allora, la mia riflessione è questa: un progetto ha un inizio, uno svolgimento, una verifica e poi pian pianino andiamo dalla parte esecutiva, però passano di solito, purtroppo, sappiamo, 3, 4, 5, anche 10 anni in qualche caso. Quindi in realtà il progetto, la circoscrizione lo ha visto, non l'hanno visto quelli di questa consigliatura, l'hanno visto, il progetto è stato visionato dai consiglieri della passata consigliatura.
Quindi la loro diciamo contrarietà, il progetto non è stato visto dalla cittadinanza, non è stato visto dalla circoscrizione, cioè, non è che ogni volta che cambia la consigliatura bisogna riprendere tutti i vecchi progetti che sono già stati diciamo visionati dalla circoscrizione, approvati, visti dai cittadini e vanno avanti nell'iter. Non possiamo ogni qualvolta che c'è un qualcosa riprenderli, perché sennò altrimenti andiamo a finire che noi un progetto non lo porteremo mai a termine. Questa è una prima riflessione. Seconda cosa, chi in questo momento sta protestando è comunque un gruppo di cittadini che sono fondamentalmente sempre gli stessi, che protestano per l'abbattimento del ricreatorio, per Catinara, per il Cubone, fra un po' arriverà anche la cittadella dello sport probabilmente, perché vorranno lasciarla così, perché non andrà bene il fatto di cementificare per fare lo sport, ma bisogna lasciare allo Stato Brado anche tutta quella zona. Che comunque va finita, insomma. Assolutamente poi, sì, no? Cioè, sono diciamo, discussioni molto politiche dal mio modo di vedere. Un'altra, diciamo, sentivo più di qualcuno che diceva che il progetto non è stato condiviso. Sì. Questa è una contrarietà che trovo spesso nell'opposizione e anche in gruppi di cittadini, di comitati. Io faccio presente una cosa: noi nel piccolo consiglieri circoscrizionali, poi consiglieri comunali e via dicendo, siamo rappresentanti di voi cittadini. Se voi volete essere coinvolti dovete anche contattarci, e nel momento stesso in cui noi non facciamo il nostro dovere come ritenete corretto, la volta successiva non ci votate più e abbiamo finito di fare quello che abbiamo cercato di fare. Quindi il rapporto deve essere molto più diretto tra cittadino e rappresentante politico. E questo lo dico perché? Perché nel momento stesso in cui un progetto arriva, ad esempio in circoscrizione, e viene discusso, è quello il momento che il progetto è pubblico. Quindi anche voi cittadini partecipate alle riunioni, venite in circoscrizione, andate in comune, ascoltate le sedute, perché è quello il momento di partecipazione. Poi non potete pensare che ogni volta che ci sia un progetto venga fatta un'assemblea pubblica per far vedere il progetto. Un conto è la discussione è già pubblica, è già pubblica, quindi tutta questa diciamo discorso, anche ho sentito in altre situazioni sul nostro a San Giovanni, ad esempio il Cubone, il famoso Cubone, non c'è condivisione. Allora quel progetto lì è stato per la prima volta visto in circoscrizione con sindaco Cosolini. Vogliamo dire che non c'è stato modo di parlarne? Anche la consigliatura passata c'era la presidente Ricchetti, anche lei avrebbe potuto fare tutto quello che voleva di quel progetto e intervenire. Non l'ha fatto e adesso brontola perché secondo lei non c'è stata condivisione, non c'è stata possibilità di intervenire. Cioè, poi a un certo punto i progetti uno deve dire basta, ok, il progetto è stato visionato, è stato anche approvato nelle varie fasi e siamo davanti a un progetto esecutivo. Non possiamo sempre pensare la condivisione sì, ma ci sono momenti di condivisione, non verso la fine del progetto, altrimenti non faremo mai nulla. È già così, ripeto, i tempi nostri burocratici per fare qualsiasi cosa sono lunghissimi. Allora, adesso sentiremo anche la telefonata, c'è un'altra mail invece di segno contrario: come sempre la destra si arrampica sugli specchi, il progetto non c'è, altrimenti Di Piazza si sarebbe prodigato nel far vedere i rendering. Al momento non c'è nemmeno la variante urbanistica per realizzare il progetto, solo arroganza in questa questione, dice Igor. Mentre Salvatore dice: rimango sorpreso che la maggioranza del governo di Trieste sia scandalizzata della protesta e delle critiche delle opposizioni alle sue scelte. L'opposizione fa il suo mestiere come lo fa il centrodestra, certo. all'opposizione. Ovviamente, questo io è non normale, sono scandalizzata, no, assolutamente. Io rispondo all'opposizione
me che mi fa una critica, certo, assolutamente. a me non personalmente, ma insomma alla nostra amministrazione comunale, io rispondo alla loro, cioè mi sembra una cosa abbastanza corretta, insomma uno mi dice una cosa, io rispondo, non è che posso stare in silenzio. Ecco. C'è invece Ciro che ci chiede: buongiorno, le volevo chiedere, io abito in via del Veltro, quale è la mia circoscrizione, dove si trova? Credo che sia la Quinta, se non mi sbaglio, perché va su verso San Giacomo, la via del Veltro, dalla piazza Foraggi, insomma, da quella zona là, dalla via Ippodromo. O la Quinta. Quinta. Secondo me è la Quinta, dovrebbe essere la Quinta, magari, però comunque si può verificare, credo, anche nel sito del comune, dovrebbe essere facile verificare, magari, anche perché poi ci sono anche proprio le strade dove, a parte che dovrebbe essere anche sul certificato elettorale, visto che bisogna tirarlo fuori per giugno, esatto. Ci sono le elezioni europee, può verificare sul suo certificato elettorale, perché ci sono le varie circoscrizioni a seconda del tipo di elezione, no? Quindi c'è la circoscrizione per la votazione delle circoscrizioni, la sezione del comune, via dicendo, dovrebbe essere segnato anche lì. Benissimo, allora vediamo se riesco a vedere in tempo reale, c'è tutto l'elenco, lo stradario per circoscrizioni, e adesso vediamo se riusciamo a trovarlo, perché l'avevo trovato, però il PDF è un po' complicato da leggere, adesso lo cerchiamo meglio. Allora, una telefonata intanto. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite. Buongiorno a lei. Qua si parla adesso dell'ex Pavan via Fraugin, se non erro, no? Sì. Allora parliamo anche un po' di tutti i progetti che sono fatti in Portofranco, Norveto, Portovecchio contro legge. Tiriamo fuori la legge 190 del 2014 e la 205 del 2017 e vediamo cosa dice. Allora, sono anni oramai che Piazza della Borsa, perché è l'unica, e sono gli unici che lottano contro le irregolarità che vengono fatte a Trieste. Tirate fuori la legge, è tutto già la legge 190 del 2014 è fuori legge. In più si sta facendo tutto quanto contro la legge fuori legge. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Tiriamo fuori la legge 3054 che recepisce la 1430, che è una legge precostituzionale che fa del trattato di pace legge della Repubblica Italiana. E nasce mi scusi, posso fare una domanda? Un attimo solo, l'ospite vuole fare una domanda, Fulvio. Sì, una domanda semplice. No, io le faccio una domanda. Lei le fa una domanda, sì. Posso fare una domanda? Sì. Anche due. Lei è pensionato? Cos'è? Lei è pensionato? Certo che sono pensionato, mi sono pagato la pensione. Ma lo Stato italiano lo sta pagando? No, non TNT. No, signora, signorina, non mi sta pagando lo Stato italiano, perché non è lo Stato italiano, è il governo, perché è l'amministrazione del governo italiano. No, signora, signorina, non mi stanno regalando. È una questione molto dibattuta, va bene. Va bene Fulvio, grazie. Dobbiamo tornare dal nostro Umberto Bosazzi, che si trova proprio nel luogo di cui stiamo parlando anche questa mattina, credo proprio la via Frausin, se non mi sbaglio, vero Umberto? Sì, Laura, siamo in via Frausin, siamo nella zona dove a questo punto è corretto utilizzare l'imperfetto. Sorgeva l'ex Pavan. I lavori, come potete vedere, sono andati avanti, e questa è la situazione che noi riusciamo a farvi vedere, perché essendo appunto un cantiere non possiamo avvicinarci più di così alla zona. Qui tra l'altro adesso si sta aspettando, mi diceva il tenente Colarossi della Polizia Locale, fra l'altro ringrazio la Polizia Locale perché ci ha consentito anche di parcheggiare in modo da non essere di intralcio, ma in modo anche da poter fare il nostro lavoro. Mi dicevano, dicevo, chiedo scusa per la ripetizione, gli amici della Polizia Locale, che si sta aspettando i vigili del fuoco, perché pare
pare che all'interno dell'ex comprensorio, desumo su un albero, insomma, ci sia un nido di gabbiani, e allora non si capisce, io non so poi se questo significa qualche cosa a livello di necessità di interventi appunto da parte dei vigili del fuoco, se per via di questo nido i lavori, quello che resta dei lavori verranno interrotti, eccetera. Comunque insomma c'è questa, si attende l'arrivo dei vigili del fuoco per valutare questa questione, insomma. Penso che davvero non possiamo spingerci oltre, anche insomma per rispettare il lavoro di chi è dentro il cantiere. Noi a questo punto ci sposteremmo dall'altra parte per vedere appunto se e quando arrivano i vigili del fuoco, insomma, anche perché dopo noi dobbiamo spostarci da un'altra parte, sì, che sta diventando, mi pare, aiuto di nuovo il freeze del... ecco. Non c'è. Da un'altra parte dicevi che sta diventando... adesso forse... Ecco, ti sentiamo di nuovo. Che sta diventando, sta tornando ad essere casus belli, per cui insomma adesso vediamo un po', casomai ci spostiamo dall'altra parte. D'accordo, benissimo. La famosa Iozza, sì. Esatto, è proprio quella, di cui abbiamo già Chi è parlato. che cantava Dove cade la goccia? Ah, questo non me lo ricordo. No? La Bertè, se non mi sbaglio. La Bertè, dove cade? Mi sembra la Bertè. La Bertè. Mi pare la Bertè. Ok, non proviamo. mi ricordo bene. C'era ieri sera. E tra l'altro ieri ha fatto il tutto esaurito. Infatti. Ieri ha fatto il tutto esaurito al Politeama Rossetti, Loredana Bertè. Com'è? Sei andato a vederla, a sentirla? No, io ero al saluto alla commemorazione ero alla commemorazione di Francesco Macedonio, perché ieri erano 10 anni dalla scomparsa di Francesco Macedonio, e la Contrada gli ha dedicato una serata tra amici dove è stata ricordata questa figura di immenso regista che sarebbe sciocco circoscrivere al territorio culturale triestino, ma se parlo di cultura vi rubo troppo tempo, per cui io mi sposto e poi ci risentiamo più avanti. Non rubi mai tempo, la cultura deve avere sempre spazio, lo spazio adeguato. Come lo sport. È vero, come lo sport, giusto. Infatti avevo ascoltato, credo ieri, un intervento anche dell'ascoltatrice Nivea, che aveva messo così il punto sullo sport e quanto sia importante, e diciamo mi preme anche ricordare che ci sono tantissime associazioni a Trieste che si occupano dei giovani anche in stato di disagio e che danno dei contributi anche assieme al comune per fare in modo che tutti i ragazzi, i giovani che hanno problemi anche economici riescono comunque ad avvicinarsi allo sport. Ci sono tantissime associazioni anche sportive che rientrano in questi progetti e quindi effettivamente c'è chi si occupa di queste cose e sicuramente il momento nostro sociale, economico che stiamo vivendo è importantissimo dare la possibilità soprattutto a chi ha problemi economici, disagi sociali anche, dare la possibilità di fare dello sport, perché lo sport tante volte aiuta a questi ragazzi a non stare in strada e quindi a occuparsi e non ciondolare tutto il giorno e ad avere uno scopo anche, magari infatti, appunto giocando a calcio, giocando a del basket, valore formativo, atletica, dello insomma, sport. Lo sport in ogni sua possibilità ai ragazzi è importantissimo darlo, come importantissimo so che le scuole negli anni danno anche la possibilità ai ragazzi giovani di avvicinarsi anche alla cultura, quindi oltre a portarli nei vari musei, a farli assistere a degli spettacoli teatrali. Ricordo le mie figlie quando erano ragazzine andavano a Rossetti, andavano al Verdi, venivano accompagnate a questi spettacoli, cosa che diventa sempre più difficile per la scuola fare, per tantissimi problemi, anche da parte degli insegnanti la difficoltà di gestire i ragazzi in trasferta, è vero. Anche si sa benissimo che le gite scolastiche sono sempre più
difficili da gestire, sia per questioni economiche ma anche per questioni di trovare gli insegnanti disposti a fare questo sacrificio, perché sono dei sacrifici incredibili. Però sono cose secondo me che dobbiamo, la politica deve interessarsi di questi argomenti, perché io sempre, a me piace sempre ricordare come i giovani sono il futuro di uno Stato. Se noi investiamo sui nostri giovani riusciamo ad avere un futuro, un paese con un futuro buono. Se invece noi non investiamo avremo veramente un paese che andrà sempre peggio. Invece bisogna assolutamente tenere presente occuparsi di questo, della formazione, no, delle generazioni nuove. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Chiamo Maria, sono anziana, sì. Buongiorno. Vedo che voi parlate palestre per bambini, per ragazzi, dove ci sono tanti ragazzi e tanti bambini da ficcare tutte nelle palestre. E per gli anziani non c'è niente. No. La piscina, l'unica che avevamo per un poco migliorare le nostre condizioni fisiche, non c'è più, è sparita. Dobbiamo andare a grado, non so dove. Io sono anziana, non posso muovermi tanto. Signora, guardi che le palestre sono anche per gli anziani. Ci sono tante altre realtà. Quindi per noi C0 sono molto delusa, ma molto delusa, perché Trieste proprio non è più la città che era quando ero ragazza, quando ero bambina, agli anni 60. Guardi, è una cosa spaventosa. A parte tutte che vanno a rubare per le case, eccetera, c'è proprio così. Questo è un fenomeno preoccupante. Mi spiace anche la vostra trasmissione, la vedo sempre meno, perché non mi fa piacere che chiudete così il telefono al signor Fuglio e alle persone che pensano che veramente era un'occasione meravigliosa. Va bene. Grazie Maria. Monte Carlo, Trieste sarebbe stata una piccola Monte Carlo, ritiene. Sì, allora sì. Maria, Purtroppo grazie. Per noi abbiamo scelto sbagliato, anche perché sono state delle sollecitazioni da parte dell'Italia per avere Trieste a tutti i costi. Buongiorno. Allora, buongiorno. Diciamo che io vorrei anche rispondere alla signora. Perché intanto le palestre vengono utilizzate anche dagli anziani. Ci sono tantissime associazioni, io faccio parte di un'associazione che si occupa tantissimo di anziani, e anziani che glieli raccomando, nel senso che sono signore super in gamba, meravigliose, che si danno da fare e vanno nelle varie palestre e hanno bisogno sempre di spazi adatte a loro, e una palestra va bene per un bambino come per un anziano per fare la loro ginnastica mattutina, e quindi in realtà gli spazi servono per tutti. No? Magari in diversi orari. È portato a pensare che siano solo i giovani, ma le palestre vengono utilizzate da tutte le fasce d'età. Quanti sono anche i miei coetanei o persone anche più anziane che vanno a giocare a pallavolo, a basket, alla sera, quindi è chiaro verso che le 9, sono le 10. strutture sportive, sono strutture no? che vengono utilizzate veramente da tutti i triestini e da tutte le fasce di età, quindi questo non è corretto. Poi il discorso di Trieste che si poteva trasformare in Monte Carlo, cioè voglio dire Monte Carlo perché pensiamo che tutti quanti forse abbiamo soldi, ma non è detto che la stessa cosa, cioè non è proprio così automatico, ecco. No? Non lo possiamo sapere perlomeno. Allora, ci richiede la linea Umberto Bosazzi prima di andare in pubblicità. C'è qualche novità, Umberto? Sì, no, rapidamente, Laura, solo per dire e correggermi, era attesa la guardia forestale, il corpo forestale, non i vigili del fuoco. Il corpo forestale è arrivato sempre per la questione appunto del nido del gabbiano. Poi, come adesso ci farà vedere il nostro Gianluca Valenta, c'è anche uno schieramento di carabinieri attorno alla zona del cantiere. Al momento non c'è alcun tipo di assembramento, diciamo così, non c'è nemmeno, la gente passa, guarda magari sconsolata e tira avanti, ecco, insomma, probabilmente vale la logica del cosa fatta capo A, questo non posso dirlo, però insomma la situazione è direi
più che tranquilla al momento. Benissimo. E intanto, ripeto, è arrivata la Guardia Forestale. Adesso noi Forestale. ci spostiamo dall'altra parte. Benissimo, grazie. Poi seguiremo naturalmente gli sviluppi di questa ulteriore presenza, insomma, del nido di gabbiani. Grazie a Umberto Bosazzi, noi dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia della vicepresidente della sesta circoscrizione Barbara Odorico. A fra poco. Un tempo caldo. Bentornati in diretta ancora in compagnia di Barbara Odorico. Allora, ci sono varie mail sull'intervento anche del signor Fulvio. Dice Igor, la gentile ospite dimostra in preparazione, le pensioni sono pagate dai lavoratori e non regalate da Mamma Italia. Il governo italiano per legge dovrebbe amministrare il TLT con le leggi del TLT, quindi non si nega la presenza degli uffici statali italiani a Trieste, ma si critica il loro operato fuori dalle leggi vigenti. Invece Giorgio dice complimenti alla sua ospite per come sia stata in grado di dare una spiegazione all'impossibilità di avere un territorio libero, apprezzabile la caparbietà del telespettatore che puntualmente ogni mattina telefona ricordando le sue idee, ma molto più apprezzabile la gestione che voi giornalisti e spesso gli ospiti avete di queste incursioni, dice Giorgio. Insomma, due voci sullo stesso tema. Come giusto che sia, insomma, è vero, dai. finché ci sono voci contrapposte vuol dire che possiamo parlare liberamente e quindi abbiamo modo di esprimere sia chi sta qua che voi che state a casa la vostra opinione. Finché restiamo nell'educazione e ci scambiamo le nostre idee va benissimo, anzi è una cosa che può solo che arricchirci. Allora, ancora sull'ex Pavanna, Maria Grazia che ha telefonato prima, vorrei dire che il comitato Insieme per San Giacomo non è contrario alle palestre, ma chiedeva di mettere a disposizione gratuitamente dei ragazzi del Rione il bellissimo campetto di basket che era stato rimesso a nuovo una dozzina d'anni fa e di costruire la palestra altrove. Oltretutto, nel demolire la tettoia che proteggeva il campo sono stati distrutti i canestri che erano in ottimo stato, non potevano essere salvati. Alla gentile ospite voglio dire che da mesi abbiamo cercato di contattare rappresentanti politici per discutere del progetto e non abbiamo mai avuto una risposta diretta, ma le repliche alle nostre domande le dovevamo cercare nelle interviste fatte da Tele4, dice questo a me dispiace, Franco. insomma, io non sono di San Giacomo, insomma, lo frequentavo quando andavo a scuola, perché andavo a scuola qua vicino appunto, ma effettivamente sono passati un po' di anni. Io quello che posso dire sempre a voi è quello di cercare di contattare anche via mail nel sito del comune. Tutti i consiglieri, sia comunali che circoscrizionali, hanno la loro mail anche personale, quindi il cittadino ha modo di contattare. Vi dirò di più, è successo parecchie volte che alcuni ascoltatori mi hanno contattato tramite la mail per problematiche del Rione, insomma, e io ho sempre cercato di dare una risposta. Poi se le cose vengono fatte o meno, purtroppo, ripeto, la lungaggine è quella che è, ma si cerca sempre, parlo chiaramente per me, ma cerco sempre di dare una risposta perché sono qua per questo, insomma, se no andrei a fare altro. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Franco Lega da Udine Nord, buongiorno. Franco, buongiorno. Buongiorno signori, ai triestini e ai friulani. Ma l'ultima mail che avete letto, no? Praticamente una presa per il disdrio, non giratela a vostro modo, riprendetela, rivedetela, è una presa per il... Sì. Allora, non vedo, non sento mai quanti extracomunitari arrivano a nostre spese. Siete come il Titanic, entrava l'acqua, entravano gli extracomunitari, entrava l'acqua e continuavano a suonare. E voi continuate a mettere a posto i mazzapiedi, a mettere a posto i pali, le luci e ci mancherebbe. i cosi, come si chiamano, gli stadi, e pallacanestro, eccetera. E come il cavallo di Troia, sì, tutti contenti che hanno ricevuto un cavallo, ma dopo cosa è successo? Tutti contenti che sono arrivati i cavalli, perché no? E voi uguale, siete lì che continuate a gioire di quelli che entrano e dicono sono delle
delle necessità, sono delle esigenze, sono e continuiamo ad avere dei grossi vantaggi. Ma quali vantaggi? Non vedete quali vantaggi? Volete far vedere, volete che arrivi anche a Trieste quello che succede a Monfalcone? Grazie Franco, ho capito. Allora, non mi pare però che Barbara Odorico gioisca per l'arrivo degli no, quindi non capisco onestamente era un po' più generale, insomma, era generale, perché io ho sempre espresso le mie opinioni, insomma, su questo, non sono sicuramente di gioia. Anzi, io ritengo che se una persona qua da noi, anche straniera, riesce a trovare modo di lavorare e di rendersi utile, di far parte della nostra società alle nostre regole, con le nostre regole, non come con le loro che trasportano qua da noi, è il benvenuto. A me non sta bene nemmeno diciamo, l'arrivo incessante che c'è, e dirò di più. La cosa che mi ha stupito in un servizio televisivo di qualche tempo fa, che mostrava, intervistava diciamo, le persone che sono al Silos, e quello che mi ha un po' lasciato così perplessa è il fatto che queste persone, l'intervistatore ha chiesto a uno di questi ragazzi: ma tu hai contatti con la tua famiglia, con i tuoi amici? Sì, e tu cosa gli dici? Cioè, tu cosa gli dici che sei in quel posto, che sei lì? Ah, io ho detto che tutto bene, che mi hanno dato una casa e un terreno. Allora io mi domando, è chiaro che vengono tutti quanti, perché se tutti quanti pensano, certamente lui lo fa per non dar preoccupazione ai propri genitori e ai propri amici, però se questi tutti quanti dicono: se venite qua avete terreni, casa e tutto quanto, siete ben accolti, per forza questi qua arrivano, però quando arrivano qua si trovano purtroppo a vivere nelle condizioni che noi sappiamo, insomma, che non sono sicuramente condizioni belle, condizioni umane anche. Quindi è anche, devo dire che questa è una cosa che mi ha fatto parecchio pensare. Riflettere, no? È una problematica da non sottovalutare, forse anche a livello internazionale bisognerebbe far vedere il Silos cos'è, perché forse queste persone si rendono conto che partendo non è che arrivano e hanno una casa, hanno una vita facile. Purtroppo la situazione è difficile, anche perché i lavoratori, cioè non è che lavorano, non riescono a integrarsi subito, ci sono veramente molte difficoltà, oltre alla lingua, insomma. Mentre una cosa molto, secondo me, intelligente che stanno facendo, se non sbaglio, con il Congo, se non erro, in cui c'è un progetto per cui le persone stanno studiando in Congo, si stanno preparando, stanno imparando la lingua, stanno imparando un mestiere e poi verranno assunti e verranno portati in Italia. Quindi c'è un'immigrazione molto diversa, un'immigrazione corretta, controllata, e un'immigrazione utile per tutti, sia per loro che hanno voglia di migliorarsi la loro vita, come è giusto che sia, come noi anche lo facciamo, e anche per noi, perché acquisiamo persone che hanno voglia di fare. E purtroppo la nostra società negli ultimi anni sta acquisendo persone diciamo che non sono molto utili, ma nel contesto, diciamo, sociale non sono molto preparate, ecco, scusatemi, non mi veniva il termine, e perdiamo tantissimi giovani che vanno all'estero, che sono magari laureati, che hanno una professione e che non riescono a trovare una strada, una carriera qui da noi. E giustamente ieri il presidente Fedriga ha fatto il punto su uno dei problemi per cui questi giovani se ne vanno, è lo stipendio, il salario basso. Ha parlato di salari, insomma, facendo anche una richiesta. Assolutamente, ed è condivisibile, però ricordo che comunque il salario è formato da quello che viene dato al lavoratore, ma c'è una parte che l'impresa paga, e siamo quasi a metà. Quindi in verità anche le aziende, diciamo, nel momento stesso in cui aumentano i salari, si trovano
un surplus di costi non da poco. Quindi diciamo sono tante piccole cose, piccole grandi cose che bisognerebbe migliorare, ma sicuramente diciamo il salario è un problema grossissimo. Allora, ancora Giampaolo ci scrive: l'opposizione in un paese democratico dovrebbe contribuire forse al colore degli edifici e alla scelta del disegno di una cabina e della cabinovia, ma se ha perso le elezioni ed è minoranza è evidente che la maggioranza dei cittadini vuole altro, questo dice Giampaolo. Certo. Poi ancora io protesto perché l'altro giorno c'era Loredana Bertè a Trieste, nessuno ha convocato un'assemblea pubblica per condividere l'evento, come mai? Dice Roberto. Evidentemente, insomma, così. Beh sì, diciamo che i comitati ce ne sono un po' troppi ultimamente, quindi insomma si fa tanta, se li fanno con molta facilità, ecco. Perché non la piscina del Da Vinci, dice invece Gabriella, sarebbe comunque uno spazio per giovani, basterebbe convogliare i soldi, la palestra esiste già a San Giacomo e lo spazio ex Pavan lasciarlo come giardino. Buona giornata Gabriella, insomma adesso sorgono anche le possibili idee, no, di utilizzo. Diciamo che di palestre ce ne sono, però credo che tante delle palestre che ci sono adesso non sono adatte per fare eventi, avere pubblico. Questo è il grande problema di Trieste, oltre al fatto che tantissime palestre sono state ricavate da edifici storici. Mi viene in mente la Iulia, ad esempio, no? La scuola media Iulia, che comunque le palestre sono molto piccole perché sono ricavate dall'edificio. E quindi più di tanto insomma non si potevano... Non si possono tanto fare. Ricordo che a San Giovanni adesso a breve partiranno i lavori di completamento del famoso cubone, e quello invece sarà una palestra multifunzionale in cui ci saranno più campi sia di basket che di pallavolo, e lì ci saranno almeno degli spalti, e quindi si potrà fare qualche evento anche di qualche gara diciamo un pochino più importante, avendo pubblico. E quindi i problemi sono sicuramente, se noi diciamo ok, facciamo una palestra sul Carso, la gente brontola perché è lontano. E quindi sì. Quando cerchiamo di fare la palestra nei rioni, la gente brontola perché bisognerebbe utilizzare quello spazio per altro. In realtà c'è sempre qualcuno che si lamenta, insomma. Che si lamenta, che dice il contrario. Allora, vediamo il nostro Umberto Bosazzi, che si trova già all'interno della galleria di Montebello per così documentare quello che sta succedendo, che abbiamo visto anche oggi sul giornale. Umberto, a te la linea nuovamente. Allora potremmo rimanere in tema musicale da Dove cade la goccia a gocce di pioggia su di me, insomma. Siamo all'interno della galleria. Aspetta Gianluca che devono passare dei... Prego, siamo all'interno della galleria di Piazza Foraggi, della galleria Montebello, dove... Occio Gianluca. Dove vedete anche dei ciclisti, uno dei quali parecchio maleducato, per dire la verità, ma questo è un altro discorso, come diceva il barman di Irma la Dolce. Ricapitoliamo, siamo all'interno della galleria di Piazza Foraggi, della galleria Montebello, dove è appunto riapparsa la Iozza, riapparsa la goccia, che fra l'altro ci è stata segnalata anche da un automobilista mentre stavamo arrivando. Questa è la situazione. Aspetta che c'è un altro, questo è più veloce e anche più gentile. Vedete appunto dietro di me dove cadono le infiltrazioni. Siamo più o meno prima della metà della galleria, arrivando da Piazza Foraggi. Si può vedere non soltanto appunto l'infiltrazione, quello che cade, diciamo così, sulla carreggiata, ma anche, forse un pochettino più difficile da scorgere, ma in realtà ad occhio nudo si vede molto bene anche, che è coinvolta, diciamo così, chiamiamolo il pannello, chiamiamolo il rivestimento. Adesso bisognerà vedere come si deciderà di intervenire, se con un'ulteriore colata cementizia, cioè procedendo come si è proceduto finora, oppure se piazzando un altro pannello a protezione appunto. La causa di quanto sta accadendo
potrebbe essere ricercata nelle piogge degli ultimi giorni, anche se insomma mi sembrerebbe, posso dire, piuttosto preoccupante se fosse solo per le piogge degli ultimi giorni, che sono state sì abbondanti, ma insomma non è che fosse un monsone o cose di questo genere, ma insomma più di qua io non vado, perché appunto, non essendo un tecnico, non mi permetto di andare oltre. Ripeto, questa è la situazione. Per gli interventi di rattoppo, chiamiamolo così, anche se il termine non è elegante, non dovrebbe essere necessario chiudere la galleria, ma sarebbe sufficiente procedere magari con, come si dice, con un'alternanza di corsie, e chiedo scusa se non sono perfetto nei termini, ma insomma non sarà necessario chiuderla nuovamente. Certamente, con tutta probabilità, diventerà un'ulteriore fonte di polemica. Se non c'è altro, noi tanto faremo delle immagini con il nostro Gianluca per un eventuale servizio, ma ci sposteremo, perché insomma non è che l'aria sia particolarmente come dire, salubre in questo posto, ecco, no, insomma. Infatti, benissimo. Allora, grazie di essere subito corsi sul posto, grazie del collegamento, ci risentiamo più tardi da altri luoghi magari meno così inquinati, un pochino più piacevoli. Grazie. Oddio, Umberto. Dipende, vedremo che cosa ci riserva allora per la prossima ora il nostro Umberto Bosazzi. Va bene, d'accordo, grazie Umberto, grazie anche a Gianluca, e a più tardi. Insomma, consigliere, ha visto questa situazione, è tornata la goccia, insomma è tornata l'infiltrazione, adesso sembra siano già al lavoro per rimediare, non dovrebbe essere un problema. Assolutamente no, ma io credo veramente che sia un grosso problema le piogge, insomma, che si sono comunque abbiamo visto che hanno creato vari smottamenti in varie zone della città, quindi evidentemente l'acqua che è venuta giù avrà trovato anche terreno, diciamo, pronto a buttare fuori tutto quanto e creare disagi, insomma. Fra l'altro proprio là sopra c'è la via del Veltro, e confermo che abbiamo trovato nella quinta circoscrizione, quindi per rispondere al telespettatore di prima, ricolleghiamo. Allora, mail sull'ex Pavan, ci riscrive Franco, dice: abbiamo le copie delle mail inviate ai consiglieri all'assessore Lodi, e Franco sempre del comitato di San Giacomo, e non abbiamo ricevuto risposte se non da quelli di opposizione, ci spiace dirlo, scrive appunto Franco. Poi mi permetta, come al solito, tutti con la stessa storiella, dice Sandro, studieranno in Congo, impareranno la lingua e per poi venire qui, essere sottopagati, avranno un alloggio atero simile, ma tutto questo a discapito dei nostri giovani, ma in realtà insomma sono gli stessi industriali, no, che ricercano manodopera che qui non trovano evidentemente, quindi c'è anche questo progetto. Il discorso del sottopagato ha ragione, insomma, ne abbiamo detto anche prima. Pagati quanto vengono pagati gli altri, ma sicuramente insomma, c'è carenza di personale, poi uno va a vedere quanto viene pagato una persona magari per lavorare 12 ore, 800 euro, insomma, voglio dire, anche no? È chiaro che poi non trovi personale, soprattutto italiano, che non riesce poi nemmeno ad avere una vita autonoma, i ragazzi non riescono a farsi una loro strada, insomma questo è un grosso problema per noi, per quello poi i nostri ragazzi tendono ad andare all'estero. Allora, abbiamo una telefonata, intanto leggo la mail di Alessandro: fare cose per i giovani non è mai sbagliato, ma forse prima di decidere le cose bisogna pensare al rispetto di chi vota e paga i salari della giunta comunale, facendo magari un sondaggio. Con la tecnologia di oggi non è un'utopia, dice Alessandro. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, salve, Matteo del comitato di San Giacomo. Matteo, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, ascoltavo adesso la politica presente in studio rispetto al Pavan e confermo, è vero, da anni si parla di costruire una palestra o meglio un impianto sportivo all'interno dell'area ex Pavan. Se non erro, la politica presente citava anche la giunta Cosodini, giusto? Sì. Ecco, sì.
Sì, e infatti... No, forse non in questa no, occasione, non in questo contesto, era per altre cose. Della sesta circoscrizione del Cubone, cosiddetto, no? Sì, esattamente, parlavo del Cubone a San Giovanni, un altro progetto. Perfetto, grazie. Sì, allora, cosa dico io? Dico che al di là della politica, che poi si rimpalla colpe, responsabilità, palestra o non palestre, ci sono i cittadini. Il comitato di San Giacomo è formato da cittadini, è un comitato apartitico. Ecco. Nel nostro comitato, tra l'altro, sono presenti delle persone che hanno votato il sindaco. Ecco. Il nostro comitato ha incontrato il sindaco di Piazza 1 anno e mezzo fa a San Giacomo. Io e altre persone del comitato sono state proprio dal sindaco nel suo ufficio, ecco, a parlare proprio di cosa? Di una proposta che era quella dell'apertura del Pavan, della cittadinanza e via dicendo, ecco, non soltanto di questi temi. Quindi secondo me non è propriamente corretto dire che, come dire, l'opposizione sta cavalcando la protesta ex Pavan. La protesta ex Pavan, diciamo così, e dei cittadini nasce prima, poi è stata appoggiata, è vero, dai partiti dell'opposizione. Ecco, ci tengo a... benissimo, ha fatto bene a ricordarlo, insomma, il comitato è nato spontaneamente fra i cittadini di San Giacomo, dico proprio solo su quel problema. Prego. Veloce, ecco, cioè, la cosa che mi lascia basito è che purtroppo si sia fatta una campagna di disinformazione nei confronti di questo posto molto 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 forte, e questo lo reputo dannoso per tutta la cittadinanza. Vi ringrazio. Grazie a lei Matteo, buona giornata. Insomma, abbiamo dato spazio anche come stiamo facendo alle varie posizioni, no? Sì, merito, diciamo che chiaramente il Presidente del Comitato ha chiaramente espresso i fatti come sono ovviamente avvenuti. Io chiaramente non sono parte della circoscrizione di San Giacomo, insomma non mi sono occupata di questo, quindi non potevo sapere i vari incontri che sono svolti fino adesso, quindi in realtà mi ha confermato però il fatto che comunque gli incontri ci sono stati e comunque non è una cosa, diciamo che è un lavoro lungo che è stato fatto. Le motivazioni per cui poi è stato comunque deciso di procedere le lascio agli assessori e al sindaco, insomma devono loro dare una risposta corretta a questa cosa, però effettivamente l'incontro con i cittadini c'è stato, quindi non si può dire che non ci sono stati momenti di scambio e di ascolto, questo. Però purtroppo qualche volta le decisioni poi vengono prese per motivi diversi. Dopo è chiaro che è bello sapere le motivazioni, ecco, questo sono d'accordo, è una cosa corretta, anche perché se c'è la motivazione poi ho anche modo di far capire la mia scelta e quindi anche forse farla accettare a tutti, ecco, questo sicuramente. Allora, siamo giunti alla fine di questa prima parte della nostra trasmissione. Io ringrazio Barbara Odorico e la invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Grazie a voi. Grazie. Noi buona giornata. Per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco sarà in studio con noi il dottor Marino Andolina e potrete dialogare anche con lui. A fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, diamo il buongiorno al dottor Marino Andolina. Buongiorno, grazie di essere qui, che abbiamo visto fra l'altro anche a sostegno della protesta l'altro giorno proprio dei cittadini di Insieme per San Giacomo per evitare l'abbattimento dell'ex Pavan, che però ieri poi è stato avviato, no? Questo abbattimento con le ruspe le abbiamo viste in azione. Oggi ci sono delle novità, ne stiamo parlando nel corso di questa trasmissione. C'è anche un nido di gabbiani, quindi è arrivata la Guardia Forestale, sorride il dottor Andolina. Adesso vedremo che cosa succederà, insomma, no? su questa vicenda. Che idea si è fatto, insomma, Ma è una piccola tragedia fra le tante tragedie che ha questa città da quando c'è qualcuno che la governa, però è emblematico della nuova politica.
voi avete votato per me, io adesso faccio quello che mi pare, senza alcun controllo e senza rispettare le regole. Se vogliamo è anche una buona notizia per quelli che sono infastiditi dall'eccesso di burocrazia, di regole, eccetera. Compagni, amici, semplici conoscenti. State tranquilli, cambia tutto, d'ora in poi non si rispetta più niente, fate quello che vi pare, fate come il sindaco. Vi secca dover chiedere autorizzazione anche per cambiare gli avvolgibili, insomma, le finestre, eccetera. Vi secca dover mettere il cartello con scritto lavori responsabile della sicurezza e cose del genere. Tutte cose inutili, anche perché la sicurezza si sa ormai è una cosa poco rilevante. Fate come è successo all'ex Pavan. Se volete cominciare, intanto mettete un cartello che non c'entra niente, non so, come il primo che è stato messo da qualcuno che forse non doveva neanche guidare la macchina, se no gli toglievano la patente, ha messo il cartello de Udine, anziché de via Farusini. Poi mettete un altro invece bianco, in cui non c'è scritto il nome di questo e di quello, e che va bene lo stesso, il cantiere non occorre neanche manifestarlo. Volete abbattere una casa, costruirvi una villetta nel giardino? Non occorre chiedere la variante urbanistica come si faceva una volta in quei tempi in cui c'era troppa burocrazia. Non occorre presentare il progetto esecutivo, portarlo in consiglio comunale, discutere ore e ore, aspettare l'opinione delle circoscrizioni, poi le controdeduzioni dei cittadini, no? Le cosiddette osservazioni del piano regolatore. Non si fa niente. Si fa, se non sono d'accordo si porta una ruspa e si butta giù tutto. Poi, dopodiché si presenta il progetto e si fa, ovviamente, perché questa è la giunta del fare. Quindi è una nuova era a cui dobbiamo adeguarci, che può essere anche divertente, no? Sperando che alla fine di questi anni resti qualcosa su della nostra storia, delle parti in cui siamo affezionati in questa città. Allora, abbiamo una telefonata, poi torniamo sull'argomento perché ci scrivono in tanti. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, saluto a lei, il suo tettore. Niente, volevo farvi presente, sapere, quella galleria di Piazza Foraggi. Sì. Ho visto che piove con tanti milioni che abbiamo speso e più ho visto anche le pareti, no? Che non è tutti ricoperti di quella lamiera che come ha fatto in principio, quei pannelli, il muro. Sì, no? vero. Ma non poteva farla tutta direttamente con i pannelli come quella che ha fatto per andare a Muggia, come quella di Grignano che è bella, tutta quei pannelli, e 2 o 3 volte all'anno con la macchina di notte spruzzarla e pulirla, no? Viene una bella galleria. E adesso questa qua che la piova che fa di nuovo, altri danni, altra chiusura di galleria. No, non so, io vedo che questi sono soldi buttati via. Perché doveva mettere anche i pannelli sulle pareti, perché era bello mettere i pannelli, perché muro e pannelli, Capito. Non mi è piaciuto proprio la galleria, guarda. Ho capito. La ringrazio, saluto il signor, non mi ricordo come si chiama, quindi sì, buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. Un'altra cosa volevo dire. Sì, scusa. prego. Ecco qua, siccome hanno cavato via già la cabina telefonica e la cabina della corriera, via dello Stop, per fare i marciapiedi. La pensilina? Sì, la pensilina. La pensilina. No? L'hanno cavata via ieri per fare i marciapiedi, che dopo tanto tempo che ho rotto le scatole non deciso poco farla. Però la fermata della corriera una volta non era là, era dietro ancora, stava ancora una macchina dietro quella pensilina. No? La corriera ha preso parecchio posto, non so. Togliendo posti macchina, ho capito. Da 3 corriere che stanno fermi. Capito. Basta 2 della 8 e la 5, no? Porta via, non abbiamo neanche posti qua a Roiano. Troppo poco parcheggio, insomma, a Roiano quello è un problema da tanto tempo, no? Sì, perché dopo tanti pasticcarai, tanti, come si chiama, per invalidi, che non ho visto mai tanti invalidi là per parcheggiare la macchina, sono posti fermi, no? Va non bene. ho mai visto una macchina. Vabbè, quelli ci devono essere, però devono essere garantiti. Sì, sono d'accordo, devono esserci. Ma, va bene.
Grazie della segnalazione. Allora, sempre appunto il problema dei pochi posti è in zona Roiano, nella zona della Stock, però poi torna il signore anche sulla galleria, no? L'abbiamo vista prima con il nostro Umberto Bosazzi, è tornato la Iozza. Spandimento, la Iozza, esatto. C'è anche la vignetta di Marco Inglaro, si preoccupa, non so se possiamo farla vedere, questa vignetta, eccola qui, si preoccupa, quello sarebbe il sindaco immagino dell'Erte Meteo, no, quando vedi una Iozza va sempre in crisi, carina insomma, no? Insomma, questa grande città mitteleuropea, orgoglio dell'Austria-Ungheria, città ordinata, rispettosa delle regole, sta cambiando e anche il livello della politica arriva al livello della Iozza. Secondo me, povero Di Piazza non può essere accusato anche di questo, secondo me è stato Signora Iole che sulla collina sopra ha lasciato il rubinetto aperto del bidet e quindi viene giù l'acqua e l'acqua va giù, non è mica colpa del sindaco. No, veramente non è lui che ha fatto il progetto. Posso rimproverarli, come in altre occasioni, di non avere così quella forza, così quegli attributi per prendere per il collo chi ha fatto quel lavoro, chi doveva farlo in un mese ci ha messo 10 volte tanto, insomma non forte con i forti, ecco, quindi questo posso lamentare, non certo su come è stato fatto il lavoro, perché insomma fare e disfare è tutto un lavorare a Trieste e quindi si mettono dei biecchi, dei cerotti e andiamo avanti così. Un'altra telefonata subito, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono la signora Divo Adriana. Buongiorno Adriana. Volevo parlare col dottor Andolina delle Sanità. Sì, prego. Bene. Allora, mio marito è un malato oncologico. Lui ogni 2 settimane va a fare la chemio, ma non è che fa quelle chemio di un'ora, fa quelle chemio anche di 6 ore. Sì. Chiede al dottor Andolina, è normale che non gli danno neanche, è in reparto, non è che è in ambulatorio, non gli danno neanche un pasto caldo. Neanche un pasto? Lui che hanno dato un panino che non ha neanche mangiato, tutto asciutto, un succo di frutta. Non so se è normale dopo tante ore questo. Ho capito Adriana. Sì, non sono al corrente dell'argomento, sono al corrente di ben altri problemi della sanità pubblica. Questo è il simbolo proprio del Comitato per la Sanità Pubblica che sta risvegliando le coscienze anche del cosiddetto centro-sinistra. Quello dell'umanizzazione, delle cure, del modo di trattare le persone è un problema che andrebbe affrontato, quindi io credo che chi è responsabile di quel servizio adesso stia sentendo quello che lei sta dicendo e forse il prossimo paziente avrà qualcosa di meglio, ecco. Io spero perché insomma una chemio di 6 ore senza dare magari non so qualcosa, penso che sia anche non è un normale. po' di conforto insomma, no? Sono d'accordo, certo. Non avevano neanche lo zucchero per te. Un po' di zucchero, neanche lo zucchero per te. Però signora, sono dispiaciuto, concordo con quello che lei dice, però pensi che potrebbe andare molto molto peggio, perlomeno per ora lo stanno curando e questo non è garantito per il futuro, per come stanno andando le cose. Proprio oggi c'è un appello, no, di premi Nobel proprio per mantenere la sanità pubblica un po' nelle prime pagine, quasi su tutti i quotidiani, insomma, c'è questo forte appello degli scienziati per una sanità pubblica che sarebbe a rischio, no? Vediamo anche, non so, sul Corriere della Sera, insomma ci sono diversi quotidiani che oggi lo mettono proprio in prima pagina, vediamo se riesco a trovarne anche qualcun altro, ad esempio La Repubblica, sanità a rischio crack, c'è questo titolo, no? Oggi sì. È molto, molto importante. Poi non è solo un rischio, è qualcosa di molto concreto. Non è solo un rischio, allora ne parliamo subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria, anche introdotti appunto dalla telefonata della signora Adriana, fra pochissimo.
bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora la signora Adriana, dottor Andolina, ci diceva prima di avere insomma, questo problema, il marito soprattutto insomma, con la sanità, e si parlava di rischio, no? Forte rischio per la sanità pubblica. Lei diceva è ben più di un rischio quello che corre la sanità pubblica. Il problema ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Io sono uno di quei medici fortunati che hanno vissuto il periodo veramente glorioso della sanità pubblica italiana. Seguendo il modello inglese, poi distrutto dalla Thatcher, siamo diventati il secondo paese al mondo, proprio sul podio dietro la Francia, per efficienza e umanizzazione insomma, delle cure. Quindi eravamo proprio i migliori al mondo, cioè veniva garantita la salute a tutti i cittadini ad alti livelli. Poi progressivamente, prima in Inghilterra, poi l'onda lunga dall'America, eccetera, ha preso i paesi nordici, dove la sanità è un disastro, anche apparentemente tutto bene, ma eccetera, tutto privatizzato, eccetera. E adesso lentamente arriva, come diceva il professor Panizzon 40 anni fa, vedrete, progressivamente si toglieranno servizi in modo che la gente sia disgustata del servizio pubblico e si abitui lentamente, ma inarrestabilmente, a accettare il privato. E sta succedendo. Tutti i partiti al governo, non solo il centrodestra, hanno usato la sanità come bancomat, ci hanno tolto un 37 miliardi, più o meno quello che servono per aumentare, e anche gli ultimi tagli servono a compensare l'aumento delle spese militari assolutamente necessarie per sopravvivere all'invasione degli svizzeri e degli sloveni. Quindi dobbiamo accettare, potrei dire accettare l'idea che le cose non possono che andare peggio. Cioè uno ha un problema, deve aspettare 2 anni perché venga risolto. Per l'oncologia le cose vanno ancora bene, cioè per le malattie immediatamente mortali, i miei colleghi, quelli che resistono, danno ancora un buon servizio, però ci sono condizioni serie, cioè uno senza un'anca non cammina, non fa le scale, se no magari non ha neanche l'ascensore, resta chiuso a casa per 1 o 2 anni aspettando che gliela cambino, che mettano la protesi. Certo. Una cataratta senile. Uno non vede, non guarda la televisione, non riesce a leggere il giornale per 1 o 2 anni, certo, prima che gli cambino che gli tolgano quel cristallino e ne mettano un altro. Sono cose mica irrilevanti, vuol dire distruggere la vita delle persone di un'età ancora fruibile, ecco, e utile al prossimo. Quindi la situazione è terribilmente seria. La Covid ha slatentizzato anche così la latente mancanza di umanità di qualche mio collega, nella frustrazione di questa attività che diventa sempre più noiosa, burocratica, eccetera. Serve anche la laurea in economia e commercio per fare il medico. Ormai sì. Qualcuno ha deciso, sono tanto arrabbiato, mi metto a far soldi, e quindi c'è chi nell'ambito della sua permanenza in ospedale, anziché continuare a salvare vite, apre un ambulatorio. C'è qualcuno che ha 300 euro a botta, più volte al giorno, per tutti i giorni della settimana, si fa la villa, lo yacht, eccetera. Sono soddisfazioni, ma molta gente ormai deve, se vuole salute, deve mettere mano al portafoglio. E quindi è un modello importato dall'altra parte dell'Atlantico come altre, come altre prospettive che abbiamo sotto gli occhi. E non lo so se riusciamo a combattere. Anche adesso altri 20 miliardi sono stati tolti alla sanità, cioè non abbiamo mai avuto così pochi finanziamenti per la sanità pubblica, mai, anche se dicono che sono aumentati, ma considerata l'inflazione, siamo a livello minimo rispetto a 20 anni fa, per esempio, quando ancora qualcosa funzionava. Chiarissimo, poi magari ci concentriamo anche sui casi proprio di Trieste che con il comitato poi state portando avanti a livello proprio di battaglie. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Carissimi, buongiorno, Enrico da Trieste. Enrico, buongiorno. Volevo fare un'osservazione che riguarda la galleria di Piazza Foraggi, ma riguarda indirettamente anche la sanità e l'arte del cinema tanto invocata dal dottor Bosazzi. Sì. Allora ricordo che nel famoso film Africa Dio con Meryl Streep
mi sembra Robert Redford. La mia Africa. La mia Africa, sì, mi scusi. Quando c'è la grande invasione d'acqua, c'è un'inondazione che praticamente distrugge tutto il raccolto di caffè che la Mary Streep, che è la padrona dei terreni, aveva impostato in tanti anni. A un certo momento, disperata, si rivolge all'indigeno: cosa fare? E lui le risponde chiaramente: signora, quest'acqua abita a Mombasa. Questo significa che l'acqua che proviene dalla galleria superiore, perché sopra la nostra galleria di Piazza Foraggi c'è un'altra galleria molto più grande, quest'acqua evidentemente viene raccolta lungo la galleria e trova probabilmente trova altre vie. Il problema non è geologico, ma è idrogeologico e anche idrochimico, nel senso che gli specialisti chimici potrebbero individuare attraverso tracciamenti anche sia naturali che artificiali l'origine vera di quest'acqua. Per quanto riguarda la sanità, visto che è presente il dottor Andolina, noi abbiamo avuto un'esperienza, e questa qui l'ha avuto su ridere. Mia moglie a metà degli anni 70 ha dovuto attraversare a piedi la galleria, come fanno oggi i ciclisti, non a piedi ma a petto nudo, e per attraversare questa galleria ci ha impiegato parecchio tempo. Poi è tornato indietro, è andato tutto bene. Sono passati tanti anni, ma ancora adesso sta tossendo. Questa è la situazione della galleria per chi ci va a piedi o in bicicletta o in monopattino. Allora, speriamo che non abbia gli stessi effetti anche il nostro Umberto Bosazzi, che era appena però lui, essendo stato lì pochissimi poco minuti, tempo, aveva avvertito un certo disturbo alle vie bronchiali, eccetera. Vi auguro un buon lavoro, buona giornata, grazie. Grazie a lei Enrico, buona giornata anche a lei. Insomma, ancora sulla galleria, no? Sulla storia infinita delle... Non sono sicuro che la galleria sia colpevole anche dei problemi di salute, però con questa segnalazione uno potrebbe essere tentato di mettere qualche capsula di Petri, qualche terreno di coltura, per vedere se in quell'ambiente umido cresce l'Aspergillus fumigatus, il Fusarium, alcuni funghi che possono dare polmoniti, bronchiti croniche, eccetera. Cioè, come le macchie nere che abbiamo spesso sul soffitto, non sono tanto salubri per chi ha un difetto di difesa, dei polmoni deboli, eccetera. In un ambiente umido può crescere di tutto. Se per caso queste segnalazioni si confermano, allora non costa nulla mettere veramente dei sistemi di raccolta batteriologica, ma soprattutto per i funghi, vedere se in quel caso bisognerebbe fare chiudere la galleria e sanificarla di nuovo, magari no, ecco, però potremmo anche pensarci, ecco. Allora, sull'ex Pavan ancora ci scrive Paolo Radivo, che fa parte anche del comitato proprio per la difesa della pineta di Cattinara e il burlo di Trieste. L'unico progetto finora approvato dalla Giunta, scrive, per la futura palestra in via Frausine è quello di fattibilità tecnico-economica che risale al dicembre 22. Piano regolatore non permette di realizzare un impianto sportivo lì e un parcheggio sotto il ricreatorio Pitteri. Per consentirlo la Giunta ha commissionato una variante, ma la quinta circoscrizione deve ancora discuterla e il Consiglio Comunale adottarla. Poi la cittadinanza dovrebbe poter trasmettere le proprie osservazioni che il Consiglio dovrebbe valutare prima di approvare la variante. Eppure l'edificio ex Pavan, la tensostruttura e i canestri del campo di pallacanestro sono già stati demoliti. Questo segnale, insomma, ha fatto un po' la storia. Paolo Radivo è una forza della natura, è uno che studia gli argomenti, quindi io lo seguo, e lui è Antonante, mi hanno dato i dati anche per capire che qui è stato violato il violabile da qualcuno che pare sia immune anche a se stesso, perché sarebbe il sindaco che deve poi multarsi per aver violato alcune regole. Cioè, Trieste non ha più regole, si fa è il Far West, cioè questa città orgogliosa di essere così diversa dal sud è diventata molto più meridionale della Sicilia, ecco. Si fa quello che dice il capo. Allora, all'amico Marino ci scrive Giorgio, chiedo cosa ne pensa di questi problemi a livello sanitario, tempistiche, professionalità, se secondo te a livello amministrativo regionale si potrebbe risolvere e soprattutto come in campo sanitario. Un abbraccio da Giorgio Vitrai. Okay. Ciao Giorgio, tanti anni.
In Venezuela una volta mi avevano chiesto dalla televisione di Stato, compagno Andolina, camarada Andolina, come pensi si possa risolvere il problema della sanità pubblica? Io ho detto col Kalashnikov, compagni, perché la situazione lì era molto seria, cioè i miei colleghi non ce n'era uno onesto che non pensasse solo a far soldi, pur in un ambiente chiamato comunista. La situazione è seria. La progressione è inarrestabile probabilmente, perché quelli che sono al governo ci resteranno ancora abbastanza da distruggere quello che resta. Si potrebbero anche mettere dei cerotti, per esempio imporre a alle direzioni degli ospedali di valutare l'opportunità di permettere ai singoli direttori di fare attività privata se la lista d'attesa supera l'onesto. Cioè, tu hai una lista d'attesa mostruosa, non è colpa tua, d'accordo, manca personale, eccetera, però non puoi fare attività privata finché la lista non si stringe un pochino. Questo toglie la possibilità che quell'uno su 100.000 possa sfruttare la lista d'attesa, allungarla volontariamente pur di fare ancora un po' di soldi. Questa è una piccola cosa che potrebbero fare le direzioni sanitarie direttamente. Ecco. Gli ordini medici qua su queste cose non c'entrano proprio, perché gli ordini medici ormai non è che serva a controllare la moralità del comportamento dei nostri colleghi. Cioè, la maggior parte di noi è una vittima. Subisce questa situazione tragica, medici e infermiere soffrono moltissimo, eccetera. Però c'è anche il figlio di buona donna che invece si fa una barca, letteralmente la barca di soldi, ecco. Ecco, quindi c'è anche questo aspetto, quindi un provvedimento potrebbe essere intanto questo, no? Certo, perché la persona più, anch'io sa, quando uno è sposato, ha il mutuo da pagare, magari anche da pagare l'avvocato. La tentazione di fare un po' di soldi con l'attività privata c'è, cioè lo sterco del demonio inquina anche le anime più pulite. Quindi se io decido, mi ricordo tantissimi anni fa, ero giovane, una volta sono uscito dall'ospedale alle 6 di sera, il professor Panizzò mi ha guardato, non era arrabbiato, era stupito, come mai vuole uscire lei? No? Cioè questo è il modo in cui lavoravamo quella volta. Adesso qua, ore 14, fatto 6 ore e 40, zac, paziente basta, tutto in privato. Questo toglie un po' anche il sapore, il piacere di essere medici in Italia, ecco. Allora, un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? E volevo condividere con il dottor Andolina la sua opinione sul servizio nazionale inglese anti-Thatcher. Nel 60 io vivevo a Londra alla pari come studentessa e soffrivo di emicranie. Il medico locale mi ha ordinato un day hospital, che non sapevo cosa fosse. La mattina dopo sono entrata in un ospedale cadente vittoriano con medici di colore, una cosa tremenda, però quel giorno mi hanno girata come una calza, hanno scoperto che ero astigmatica, avevo bisogno degli occhiali e il pomeriggio alle 5 sono uscita con gli occhiali gratuiti e non ho speso una lira, senza tante visite, tante prenotazioni, eccetera. Quello era efficiente e faremo bene a seguire quell'esempio. Grazie dottor Andolina, buongiorno. Visto che dobbiamo imitare sempre, no? Qualcuno. No, noi abbiamo seguito quell'esempio. Il problema è che loro hanno chiuso quel servizio, quell'atteggiamento, e poi noi abbiamo dimenticato anche questo. Quindi adesso il nord Europa è una situazione tragica, ancora peggiore, cioè tutto privato, eccetera. Mia figlia, quando è stata curata in Inghilterra, cioè è una scienziata a livello internazionale che lavora all'estero, eccetera, perché a Trieste non la considerava nessuno, e lì quando ha bisogno di medicina, eccetera, io sono molto preoccupato. Una volta, quando ero in Uganda, ero più tranquillo, ecco, l'hanno curata più seriamente che in un paese nord europeo. Il modello a cui si tende anche purtroppo anche per l'Italia è quello, quindi quello è il pericolo un po' da scongiurare, no? Allora dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, a fra pochissimo ancora in compagnia del dottor Marino Andolina.
Bentornati in diretta ancora in compagnia del dottor Marino Andolina e stavamo parlando anche della sanità, no? Della sanità pubblica e delle problematiche che ha anche qui a Trieste. Fra poco ci sarà anche il collegamento con il nostro Umberto Bosazzi, lo vedo già pronto, dal Teatro Verdi se non mi sbaglio. Allora, buongiorno Umberto, a te la linea nuovamente. Buongiorno Laura, buongiorno anche al dottore Andolina. Noi siamo nella sala del Ridotto de Sabata del Teatro Verdi, dove fra poco più di un'ora andrà in scena la prima di un atto unico, non so se si dice così, è corretto, di un atto unico che il Teatro Verdi ha commissionato al maestro Matteo Musumeci, che è alla mia destra. Si chiama questo atto unico Arlecchina e Colombina, è diretto da Andrea Binetti, che è accanto a me. Io direi, Laura, li sentiamo subito o preferite che magari ci risentiamo fra un paio di minuti? Come preferisci? Dici tu se vuoi che facciamo subito, allora, facciamo così subito, magari poi possiamo consentire anche a... Ok. Anche allora, perché mi pare di Musumeci, capire che sarà fra poco, no? la prima. Sì, quindi esatto. Poi liberiamo anche Andrea, che poi essendo anche regista deve anche dare il buon esempio anche agli altri componenti del cast. Maestro, che partitura ha scelto per questo atto unico? Ma la partitura che ho scelto è una partitura molto brillante e allegra, sono 15 numeri musicali in forma chiusa che si avvicina molto allo stile dell'operetta commedia musicale. No, all'interno troviamo anche un'orchestrazione molto brillante, momenti che ricordano anche un po' il circo di strada, suoni felliniani, un po' riecheggiando anche il Nino Rota. Insomma, ho voluto scegliere questa strada che poi insieme chiaramente in accordo con Andrea Binetti abbiamo visto che funzionava in un testo molto classico come Arlecchina e Colombina, però insomma questa rottura, questa modernizzazione della musica credo che si sposi bene. Li fa dannare o è una partitura tranquilla? Diciamo che no, abbastanza tranquilla, però certo qualcosina li faccio un po' divertire. Ricordiamo che Matteo Musumeci è figlio di Tuccio Musumeci, che è un grande del teatro italiano, ancora attivo, sta per girare una nuova serie di Macari. Sì, ora a settembre prossimo inizieranno la 4ª stagione di Macari, poi riprenderà il suo famoso musical Pipino il Breve. Papà compie 90 anni, ora il 20 aprile, non si ferma mai, instancabile. Ed è giusto anche che poi tanti anni passati qui da Rossetti ai tempi di Calenda. È vero. Allora, tra l'altro con un testo che raccontava proprio di Rossini, no? Opera comique. Allora, Andrea Binetti è il regista, qui lo vedete, è uscito di casa come si trovava, e si sta preparando anche per questo debutto alle ore 11. Quando resterete in scena, Andrea? Restiamo in scena appunto da questa mattina per 2 recite al giorno fino al 12 di aprile, insomma una bella fatica perché sembra niente, ma 2 recite consecutive, anche perché il maestro Musumeci ha fatto 15 numeri chiusi, ma in realtà sono scatenati perché ha usato tutti i generi, appunto dall'operetta, potrei dire quasi la commedia musica, quasi musical, è molto cinema, molto cinematografico. Poi si capisce che il maestro ovviamente ha anche una grande esperienza nel mondo del teatro parlato, della prosa, e quindi è molto bello perché questa operina in realtà è teatro nel teatro, quindi noi ci divertiamo come pazzi e speriamo si diverta naturalmente il pubblico e vi aspettiamo numerosi, anzi di più. In scena assieme ad Andrea Binetti che interpreta Brighella, vado per le spicce, insomma, ci sono Marzia Postogna che interpreta Colombina e Arlecchina è invece interpretato da Giacomo Seguglia, che si è tagliato i capelli per l'occasione, la barba insomma non è che si è tagliato tanti capelli, ma insomma lasciamo stare. Allora, appuntamento oggi alle 11, poi fino al 12 di aprile. Io ringrazio il maestro Matteo Musumeci e Andrea Binetti. Stanno arrivando anche i primi orchestrali, perché come potete vedere, magari adesso Gianluca vi fa vedere, l'orchestra insomma, si vede, insomma, è in scena, quindi insomma sarà uno spettacolo molto piacevole e
e molto divertente in Sala de Sabata del ridotto del Teatro Verdi. Vi restituisco la linea. Grazie Umberto Bosazzi, un saluto naturalmente anche a Andrea Abinetti e ai tuoi ospiti. Abbiamo anche lo spaccato culturale, no? Teatrale, per quanto riguarda la nostra città. Allora chiudiamo il collegamento, parlavamo invece di sanità, no? Dottor Andolina, e del burlo in particolare. Poi non abbiamo ancora toccato questo tasto che voi chiedete, insomma, che sia valorizzato, perché questo trasferimento a Cattinara non sa da fare. Poi c'è anche una situazione sicuramente molto particolare a livello internazionale. Sappiamo che il dottor Andolina è sempre attento agli scenari di guerra e purtroppo questi scenari non mancano in questo periodo, in particolare con la situazione che si sta creando a Gaza, no? Nella striscia, quello che accade soprattutto ai bambini, perché stiamo vedendo delle immagini e degli eventi terribili. Sì, è prematuro parlarne, è anche pericoloso, perché anticipare troppo rischia di far saltare qualcosa di molto molto delicato. Devo dire che anche in questi giorni mi sto rendendo conto che, dopo aver parlato anche male del mio ospedale, 10 anni fa era un disastro, pensavo quasi è meglio che lo trasferiscano, eccetera. Il Burlo Garofalo sta cambiando, sta migliorando moltissimo, anche esteticamente, se volete. La cubatura è enormemente superiore a quella precedente, enormemente superiore di quella prevista a Cattinara. E devo dire che anche dal punto di vista umano sta cambiando. Mi ricordo un vecchio direttore generale da cui sono scappato pensionandomi in anticipo, che aveva detto: sono finiti i tempi di Andolina, bloccando alcune attività, diciamo, umanitarie. Adesso invece l'attuale direzione, onore il dottor Dorbolò, oltre a aver migliorato la situazione tecnica dell'ospedale, così mostra anche un volto umano che era anni che non vedevo, cioè, perché di solito se uno sceglie un direttore generale lo sceglie sul fatto che deve essere una bestia, eccetera. Avranno fatto un errore, hanno trovato un essere umano, e quindi io spero che nei prossimi giorni io sarò da qualche parte su un certo aereo con certi bambini per scaricarli al Burlo. Però vedremo se questo va in porto, perché purtroppo bisogna mettere d'accordo un sacco di gente. Ci sono tante difficoltà. Tanta brava gente, anche brutta gente in qualche occasione. E quindi io spero che tutto questo possa andare avanti, anche partendo da questo punto e poi continuando magari anche in futuro, al limite delle risorse che può offrire il Burlo. Però è uno dei motivi per cui io credo che il Burlo sta bene dove sta meglio di quanto non sia mai stato, e quindi bisogna difenderlo dove sta, perché veramente è un bello ospedale, sempre più bello, che merita di essere salvato. Non può essere di fatto distrutto nelle sue funzionalità nel posto sbagliato, più piccolo, senza centro trapianti, perché, come detto tante volte da 10 anni, nella piantina non c'è, distribuendo i bambini in ambulatori dove sono anche gli adulti, eccetera, facendo una carneficina di anziani, perché i bambini non sono in pericolo, sono pericolosi, perché sono delle bombe batteriologiche, certo. No? Quelli che escono dall'asilo. L'abbiamo visto, ce ne siamo resi conto durante il Covid. Certo, no? Però, mettete un po' di bambini dell'asilo in un ambulatorio pieno di anziani, vedrete che la mortalità aumenta subito. Quindi è un progetto sbagliato, sempre stato sbagliato, non lo vogliono cambiare, non lo so perché. Poi anche Paolo Radivo parlerebbe degli alberi che vanno abbattuti per fare un parcheggio, no? Come in via Pavan. Ricordiamo, spero, cara Lodi, di non usare, a proposito delle tue parole, ma avresti detto che gli alberi di via Frausin sono incompatibili con i progetti del comune. Non che il comune sia incompatibile con gli alberi non si adeguano ai progetti del comune, quindi quegli alberi secolari che stanno là vanno tagliati. Per chi ha fatto quel progetto, che probabilmente ha fatto un corso particolare di dendrofobia, odio gli alberi, odio gli alberi, odio gli alberi, quindi non è che hanno cercato di modificare il progetto perché lì c'è un albero che ha 120 anni, no, prima li seguo e poi comincio a costruire, cioè intanto
facciamo tavola rasa. Quindi la dendrofobia ormai è una malattia di questi altri comuni. Salviamo gli alberi, cioè hanno demolito quell'edificio storico che andava protetto, o perlomeno la cui distruzione andava condivisa con gli enti preposti. Adesso non resta che sperare, per favore, salvate quegli alberi almeno modificate il progetto, fate in modo che in futuro si possano anche avere degli alberi attorno, che i bambini delle scuole possano fare ginnastica senza pagare al privato che riceverà in regalo questo edificio costruito con i soldi pubblici. La gente di quel posto merita di avere un po' di rispetto. Tanto sì, vabbè, farà 2 o 3 anni, tanto noi ce ne andremo, chi se ne frega, ho fatto, sì. Però insomma uno dovrà anche, oltre, se non farà il sindaco, dovrà girare per città senza scartozzo di pane in testa, magari lo riconoscono, Graziella e Claudio Visentin ci scrivono e dicono: si sono avvalsi del prezioso impegno al Burlo, possiamo testimoniare e ancora ringraziare il dottor Marino Andolina, aveva un approccio molto umano e empatico con i suoi piccoli pazienti e le loro famiglie, era noto per la sua dedizione al lavoro e la sua capacità di mettere a proprio agio i bambini durante le visite mediche. Grazie alla sua competenza e sensibilità ha guadagnato la fiducia e il rispetto di molte persone nella comunità. Le sue diagnosi erano sempre accurate e cure sempre efficaci. Marino Andolina resterà sempre nei cuori di coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Insomma, questo scrivono i nostri telespettatori affezionati. Parla di me sicuro, sì? Sì, non c'è dubbio. Accetto volentieri. Non si potrà mai ringraziare abbastanza professionisti come il dottor Andolina, ci scrive ancora Igor, e insieme a Marina. È triste dargli ragione sulle condizioni della sanità pubblica, ma purtroppo è la dura realtà. E il personale sanitario riesce spesso però a sopperire alla tragica situazione. Purtroppo sono stato ricoverato 2 mesi in chirurgia a Cattinara e per fortuna ho constatato che umanamente e professionalmente resta un'eccellenza. Ringrazio tutto il meraviglioso staff, in primis la professoressa Bortul. Questo ci scrive Igor, appunto. Grande Marina Bortul. Grande Marina Bortul, benissimo. Allora, buongiorno, vorrei sapere dal vostro ospite, dottor Andolina, ci scrive Claudio, che cosa ne pensa del genocidio perpetrato dagli israeliani verso i civili palestinesi. A me sembra sia allo stesso livello delle SS, direi. Questo ritiene Claudio, la trascina un po' su un terreno minato. E io devo andare da quelle parti. Quindi io non sono nemico di nessuno, non ho nessuna opinione, voglio bene a tutti, mi basta che mi lasciate portare via i bambini, quindi non pensate che io non partecipo neanche alle riunioni, ai cortei, perché non voglio che mi riconoscano come un nemico di qualche parte, perché io ho le mie idee, certo che le ho, però sono un medico e non ho il diritto di esprimerle. Allora, sarà come dice lei, scrive Roberto, ma la mia vicina di casa ha fatto la cataratta in tutti e 2 gli occhi in 1 mese circa, ha dovuto aspettare l'appuntamento per circa 1 mese e mezzo, non mi pare tutto questo dramma, avrà avuto fortuna, usa un'altra espressione signor Roberto, però ci siamo capiti. Sì, certo, è andata bene, congratulazioni al servizio che ha offerto questo servizio in tempi così veloci, non mi risultava che fosse così, ecco. Allora, ancora spettacoli sveglia Trieste, ci scrive Laura, per le persone adulte e fragili che vivono in famiglia nella zona di Barriera Vecchia non c'è nessun centro di integrazione sociale. Per integrazione si intende, per chi non l'ha ancora capito, un luogo associazione ludica e culturale a basso prezzo, aperta sia a persone sane che a persone che hanno qualche problema, comprese le persone anziane. Le famiglie di queste persone sono costrette a tenere a casa i propri cari oppure lasciarli vagare per le aree pedonali con i badanti o da soli nei bar di quartiere. A Trieste ci sono solo le case di riposo, centri per disabili in centro dove per me sono luoghi di emarginazione, quindi i disabili si deprimono, peggiorano dal punto di vista psichico e fisico. Quindi ho telefonato a 2 politici del comune di Trieste, scrive ancora Laura,
ma non c'è più sordo di colui che non vuol sentire o vedere, c'è stato solo uno scaricabarile, dice Laura, insomma non ha avuto una risposta. Ecco. Non è un paese per vecchi, neanche per bambini se vogliamo, no. Quindi bisogna affidarci agli recreatori e l'oratorio, alcuni centri anche per gli anziani, però non è che il comune fa miracoli, e soprattutto se c'è una realtà come quella di via Frausin, che poteva essere anche usata per motivi così di aggregazione, andiamo a segare gli alberi, eccetera, anche perché sono quegli uccellini che danno un fastidio tremendo. Adesso c'è questo nido di gabbiani, vediamo che cosa succede, però è venuta anche la Guardia Forestale. Questo può essere un'ipotesi, cioè può essere un granellino nell'ingranaggio che blocca tutto, perché mi ricordo ai tempi di uno dei piani regolatori nella zona vicino al cimitero. Il progetto è stato fermato dal fatto che uno ha detto che c'era un nido di ululoni dal ventre giallo, finché non li hanno trovati, probabilmente anche arrostiti rapidamente. Il progetto è stato fermato perché sono animali piccolini, schifosetti, che vanno protetti. E comunque vanno tutelati. Se fossero gli uccelli, parliamo degli uccelli che nidificano, anche i migratori della zona di Catinara, quelli andranno dove? Sui tetti delle case, eccetera, con i gabbiani. Anche quella è una delle possibilità per fermare questi progetti. La vedo dura, però siano benedetti anche gli uccellini. Allora, il problema delle palestre c'è, torna sul tema dell'ex Pavan Monia, residente a San Giacomo, anche quella in gestione all'Artistica 81 dice mi pare abbia dei problemi di infiltrazioni della copertura del tetto, ma possibile che la soluzione sia proprio via Frausino, una via stretta in un lotto che è in mezzo alle case, insomma questa diceva la signora appunto Monia, no? Certo. Come soluzione non adeguata, però dice effettivamente il problema di questi spazi c'è, no? A Trieste mancano. No, quella strada là, poi di... i bambini che sono entrati in quelle scuole, quelle 3 scuole dei vari livelli, eccetera, di fronte a quell'edificio si sono goduti la benna, la polvere, i rumori, anche terrificanti se vogliamo, proprio quando hanno cominciato i lavori, quasi nottetempo come ladri, proprio perché si vergognavano forse di quello che stavano facendo, no? Quindi senza rispettare anche i bambini che devono entrare a scuola, non era l'ora giusta per fare quel lavoraccio. Allora, invece tornando al Burlo, fra l'altro lo diceva prima anche il dottor Andolina, recentemente sono state fatte delle migliorie proprio alla struttura, ci sono più spazi, quindi c'è qualcuno che comunque ha avanzato il dubbio, ma perché si fanno queste migliorie che comunque comportano degli investimenti, no, economici, anche notevoli in qualche caso, per poi trasferire il tutto e tanti ci chiedono spesso poi che cosa ne sarà del Burlo attuale qualora venisse poi trasferito effettivamente nel nuovo edificio da costruire. Sono stati spesi milioni per abbellirlo, per ammodernarlo, perché l'edificio è anziano ovviamente, sì. Sono pietre grosse così, le ho viste quando le toglievano, cioè, è stato fatto un secolo fa, ma però anche i migliori ospedali pediatri italiani, Bambin Gesù, Gaslini, hanno anche loro un secolo. E non per questo vogliono distruggerli. Sono stati spesi milioni, sono stati acquisiti degli edifici verso il centro, l'Opera San Giuseppe, per cui il Burlo, già allora più grande del futuro Burlo Catinara, con più spazi di allora, adesso è diventato ancora più grande. Quindi è diventato un bel ospedale grande, con la possibilità di parcheggi di fronte, in quegli enormi parcheggi inutili dove hanno demolito la pineta, cioè il bosco che c'era alla Maddalena. Ecco, sì, certo. Ho gridato contro quelli che segavano quegli alberi già quella volta, segate la carriera politica di quelli che segano gli alberi, ma disastro è stato fatto, ma almeno adesso abbiamo un enorme parcheggio che può servire anche al Burlo. Sono stati spesi soldi per passarlo a qualcun altro. Non so, danno erariale o qualcosa di peggio?
Non lo so. Questa insomma la domanda. Allora grazie al dottor Marino Andolina, che torneremo ad invitare qui a Sveglia Trieste, grazie e buon lavoro e alla prossima volta, al prossimo appuntamento, e anche Sveglia Trieste torna puntuale domani mattina alle 7. Grazie a tutti e buona giornata.